piacere vedervi così numerosi e, ho visto che il dottor Paolo Renati è conosciuto da qualcuno di voi, mi fa piacere. Io invece non lo conoscevo e devo dire che sono un po' imbarazzata nel presentarlo. Mi hanno dato questo onere. Comunque, perché io sono andata a vedermi su internet, poi me ne ha parlato in realtà Enrica Bacchia, che ringraziamo, perché è grazie proprio a lei che il dottore Nati è qui stasera. Dove sei, Enrica? Ah, eccola qua. Bene, grazie. E quindi poi ho parlato con lui e mi ha detto: ti dico io cosa dire di me. Grazie, Paolo. Allora, Paolo si occupa di portare un nuovo paradigma nella scienza della vita. Ecco, in questo momento ci sembra una cosa che ci può interessare. Inoltre si occupa di filosofia delle scienze e della relazione tra la percezione e la filosofia, tra parentesi, fisiologia, tra parentesi, le 5 leggi biologiche. Ok? Quindi io adesso poi lascio la parola a lui, se ha qualcos'altro da aggiungere. E pensavamo anche di fare le domande, magari lasciamo una mezz'oretta finale alle domande. Francesca, la prima esperienza, la prima volta che l'ho visto è stata, non so chi di voi c'era durante la proiezione di quel bellissimo documentario di Alberto Medici. È stato proprio un primo passo, per chi non sa che cosa sono le 5 leggi biologiche, un primo passo per cominciare un po', si può dire, a lasciare andare la paura e ricominciare anche a vivere, no? Perché ovviamente vogliono sempre impaurirci, vogliono tenerci nella paura, perché se ci tengono nella paura hanno potere su di noi e quindi la paura genera poi paura di muoverci e potere da parte loro. Quindi riuscire anche, e questa sera lo vedremo poi con questo secondo passo, riuscire a lasciare andare la paura, capire che cos'è veramente la vita, la malattia, la nostra biologia, eccetera, è un primo passo per poter far questo. E in questo modo potremo uscire da questo vecchio paradigma che ci vuole tenere incatenati, che ci vuole tenere nella caverna, che ci vuole tenere impauriti, e andare sempre più verso questo nuovo paradigma che parla solo ed esclusivamente di vita. Quindi grazie a Enrica, grazie Cinzia e grazie a Paolo. Sono io a ringraziare assolutamente. Mi sentite? Sì. Non ho la voce forte, se devo urlare poi mi perdo la connessione con la sorgente, quindi parlo abbastanza piano. No, allora, tutto questo per dire, ma tanto stasera non parleremo di 5 leggi biologiche, nel senso che, no, allora accenneremo qualcosa senz'altro, perché è uno degli strumenti, senz'altro gnoseologici proprio, no? Per uscire da questa situazione di dipendenza conoscitiva, cioè gli altri sanno e quindi mi dicono cosa fare. Però appunto è un argomento molto profondo, molto tecnico, è un po' come prendersi un po' una mezza laurea in medicina, farle bene. Però insomma cercheremo di esprimere un po' la logica di questo, magari alla mia maniera, nel senso dopo che abbiamo fatto un po' di riflessioni su quella che è un pochino la dinamica della vita, in qualche modo, cioè la dinamica vivente, quindi che ci permette di dare qualche sketch su qualche riflessione su come dire, un commento, qualche giudizio, questa parola terribile che non si può più dire, no, la biologia è fondata sui giudizi, che cosa è sicuro, che cosa non è sicuro, che cosa è buono per la vita e cosa non è buono. Quindi qualche giudizio su quali sono le azioni e le possibilità di risposta che si stanno inverando in questo teatro antropologico oggi. Fase molto interessante, non semplice, ovviamente. Come dice Francesca, ecco, uscire dalla paura è il punto centrale. Io sono spinoziano, secondo me è l'unico modo per uscire dalla paura, ciao, è tramite la conoscenza, non tramite atti di fede. Nel senso che parimenti è vero che chi è stato preda della paura in questo frangente è perché ha creduto, crede delle cose, si fida, decide che
le proprie opinioni e i propri parametri per decidere cosa è vero e cosa è falso sono decise in maniera eteronoma rispetto alla propria sensibilità. Ecco, così come questo è stato il risultato della credenza, noi non dobbiamo passare da una credenza a un'altra, dobbiamo smettere di credere e cominciare a sapere. E in questo senso bisogna ovviamente rimboccarsi le maniche, perché è molto più facile, come dire, decidere che una cosa ci piace, ci risuona, ma sì, è pronta una sorta di paradigma lì che ha un senso, poi è paludato, perché tanto se lo dicono tutti, dico, sarà mica falso. No? È molto più semplice questa scelta che non ovviamente il procedere per indagine. Questo è quello che in qualche modo è all'interno di questa gestualità che poi avviene in qualche modo l'interesse e la voglia, il desiderio di approfondire qualcosa come le 5 leggi biologiche, che non è che finisce qua la storia. Potrei già anticiparvi che le 5 leggi biologiche sono semplicemente uno strumento, una mappa di lettura per tutta quella serie di fenomeni che magari ricadono sotto la dinamica di malattia, di sintomo, eccetera, nel senso del capirne la cogenza, capirne il senso biologico, capire che non siamo vittime di un qualcosa che si chiama corpo, che ogni tanto fa qualcosa di giusto e ogni tanto no, ma sono appunto solo una mappa che in realtà poi ci porta ad un altro proprio livello per intendere in primis il gesto di cura. Il gesto di cura è il gesto di terapia, nel senso, questo lo dico sia per chi si occupa di cura, quindi figure quali medici, quali gli psicoterapeuti, quali tutte quelle che possiamo mettere e annoverare nel panorama delle relazioni di cura, ma soprattutto poi riscrive il gesto di cura per quanto riguarda il soggetto, che potremmo dire che passa da essere paziente, cioè colui che patisce, passivo, a utente attivo, quindi fruitore responsabile, capace di rispondere della salute, cioè quindi utente attivo di medicina, utente attivo della propria salute, gestore della propria salute, conoscitore, quindi un qualcuno che impara a starsi a sentire, che non solo sta a sentire. Questo è un punto importante. Prima di arrivare a questo, magari, ecco, io credo che Francesca abbia detto bene, mi ha anche un po' levato le castagne dal fuoco, nel senso che ero qua piuttosto in impasse su decidere che cosa fare, di cosa parlare, quanto addentrarmi su certi temi, quanto no. E credo che appunto forse la ricetta giusta possa essere appunto che io vi snocciolo un po' di cose, un po' di riflessioni e poi interagiremo, insomma, ci saranno sicuramente delle riverberanze che vi verrà voglia di buttare sul piatto e quindi cercheremo di fare questa jam session, insomma, in qualche modo in maniera creativa e dialettica e non in modo egocentrato, no, rispetto al conferenziere. Francesca mi ha suggerito di provare a riproporre alcune riflessioni che aveva avuto un piacere lei di ascoltare da me quando ci siamo incontrati di persona. Io detesto ripetermi, nel senso che mi sento sempre in difetto se mi ripeto perché dico, ah no, questo l'ho già detto, quindi poi se qualcuno lo dice, ah ma questo l'ha già detto, però effettivamente voi magari certe cose le avete sentite e allora consentitemi di riprendere un attimo una traccia che mi piaceva così riportare in luce e che ecco, lo dico già subito, porta fuori delle riflessioni che non vogliono in realtà, nella loro denuncia non vogliono attaccare nessuno, non è un denigrare, non è un giudicare nel senso così gratuito del termine, anche perché se siete qui dentro, qualunque scelte abbiate fatto prima di adesso, sicuramente perché un qualche senso critico, una qualche metariflessione sulle vostre gesta è già abitante la vostra sensibilità e quindi non è questo il punto, no? Però mi piaceva fare qualche commento da un punto di vista proprio filosofico ed esistenziale, in qualche modo, su quello che è la natura di quello che stiamo vivendo. Io ci tengo sempre a precisare perché a volte vedo il mondo un pochino schizofrenizzato in due polarità, no? Cioè
oltre, su un altro piano, su un'altra coordinata nello spazio di Hilbert, non tanto su quella del covidiota o non covidiota, quella vabbè è una delle tante. Un'altra coordinata che è quella tra, ma sì, non ti preoccupare, tanto tutto andrà bene, ormai non vedi, ci stiamo, questi qui non ce la faranno, siamo già pronti, e questa è una grande occasione, ma anche vero, sono aspetti tutti importanti. E un'altra parte dove c'è in qualche modo sì, una sorta di nichilismo disperato ed elegante. Ecco, perché sta accadendo questo? Secondo me, io vi propongo questo che mi sembra importante, perché la situazione che stiamo vivendo è assolutamente inedita rispetto a qualunque altra in precedenza, nel senso che mi hanno anche fatto sorridere certi video di certi tizi, anche piuttosto noti, che magari appunto dicono ma insomma ragazzi, se parliamo con i nostri nonni si sono fatti 2 guerre, c'è stata la crisi del 29, siamo fortunati, cosa vi lamentate? Beh sì, da un lato può anche essere vero, dall'altro lato il problema è che durante queste grandi catastrofi storiche, ovviamente tutte orchestrate a tavolino e con niente di ontologico, ma questo è un commento a latere, non c'è mai stata la situazione tale per cui la maggior parte delle persone non si accorge di dove sta il nemico. E quindi, quando eventualmente una resistenza si organizzava, questa resistenza in realtà più o meno attivamente aveva il supporto, perlomeno emotivo o diciamolo pure ideologico, di tutta la popolazione, perché tutti avevano gli occhi rivolti con chiara cognizione verso l'oppressore, si sapeva chi era l'oppressore. Ma guardate che in questa situazione storica non è così chiaro. Non so se anche avete avuto modo voi di prendere atto, anche sul fronte della resistenza, di quanto poi in realtà c'è il tizio bravissimo, preparatissimo che parla del problema economico, poi c'è il tizio bravissimo che parla del problema medico, sanitario, c'è l'altro che, tutte cose giuste e verissime, che parla del problema della geoingegneria, l'altro che parla del problema della geopolitica, del problema della borsa, potrei elencarvene diverse, il problema della scuola, il problema dell'ideologia gender, 1000 cose. Però io non so voi, io ne vedo pochi che sanno vedere che tutta questa roba sono tante dita della stessa mano. Il problema nella scuola, l'agenda 2030 che viene sparata e propinata sotto i nasi dei nostri bambini con tutti i bei colori, le figurine giocose, no? Gli arcobaleni e quant'altro. Nel mondo anglosassone sta avvenendo un qualcosa di drammatico dal punto di vista della decostruzione dell'identità biologica, in particolare di quella sessuale, che è un punto fondamentale per l'equilibrio, in maniera pesantissima sul fare leva su, diciamo, proprio l'etichetta della disforia di genere, quindi il foraggiare i bambini a cambiare identità sessuale, facendo confusione su che cosa è genere, che cosa è sesso biologico. Queste, in realtà, appunto, poca gente che si occupa di questo si accorge anche che questa roba è collegata con il problema di tecnologie biologiche a mRNA o dispositivi in grado di rispondere a onde elettromagnetiche di opportune frequenze che sono presenti magari nei sieri, che è collegato al discorso di manovre economiche che si chiamano PNRR o MES o altro, che è collegato alle leggi che stanno per essere varate adesso il 14 dicembre sugli immobili. Non so se lo sapete, poi ne parliamo. Cioè, è tutta una manovra a tenaglia multidimensionale che in pochi sanno vedere come insieme. Eppure quello che io sostengo è che questa roba qua, cioè questa vera resistenza, la possiamo fare solo se siamo consapevoli millimetricamente di tutti questi fronti di azione e di minaccia. Minaccia alla nostra, potremmo dire, alla nostra evoluzione, alla nostra storia biologica, alla nostra autodeterminazione, alla nostra libertà.
Qualcuno potrebbe dire sì che prima erano scadenti e non c'erano, vero, hai ragione, corretto, poco praticate, e in questo senso è corretto dire che questo frangente antropologico ha agito da acceleratore bestiale, perché appunto quando, come si dice, no? Insomma, quando la situazione, la fame aguzza l'ingegno, insomma, no? Quando la situazione comincia a essere molto critica, allora si comincia a tirare fuori quello che si deve fare per sopravvivere. Ecco, il punto è proprio che bisogna imparare a guardare tutto, cioè vedere veramente qual è il disegno, e lì scattano le barriere cognitive più che altre emotive di quelli, no? Che poi, ma io non posso pensare che, no? Io non posso pensare che... E infatti questa secondo me è questa è la grande barriera che per adesso ci ha impedito di conquistare una grande fetta di popolazione, nel senso che i veri sottoscrittori di tutta questa follia non sono poi così tanto la maggioranza, però c'è tanta fetta di popolazione che sente che qualcosa non va, però poi non riesce a sporgersi, non riesce a vedere il racconto nudo per quello che veramente è. Il racconto nudo è assolutamente altro che complottistico, molto peggio, se vogliamo essere onesti. E prendere atto di questo ovviamente è scomodo, perché ci riporta a una responsabilità, ci riporta a una sensazione di paura e di sapere che siamo in pericolo. Sì, ma qual è il modo migliore per scappare da una tigre se non sapere da che parte arriva? E sapere quanti metri ci separano da lei? Inutile non volerla vedere. Questa cosa c'è, e c'è, è chiaro, è scritta da tutte le parti. Le fonti sono palesi, sono pubbliche e sono tra l'altro vecchie, molto vecchie. Non è una cosa che... Ve lo dico sempre, la differenza tra un complottista e un realista è qualche pagina di calendario oggi, non c'è altro. Mi piaceva però appunto fare una riflessione breve sul fatto che quello che sta succedendo è il risultato ovviamente di una dinamica collettiva che secondo me ha una natura, prima ancora che, non che non ce l'abbia, adesso ci arriviamo perché poi è il mio terreno, prima ancora che scientifica, cioè, e questo poi ne parliamo tra un momento perché tutta la storia, se vogliamo, delle 5 leggi biologiche afferisce proprio al problema della scienza, e ne parliamo tra un attimo. Ma prima che scientifico come problema, cioè un problema di metodo della scienza, un problema anche di prassi della scienza che ad oggi, lo commenteremo, è direi proprio minata, è infettata da una patologica macchina del prestigio, che altro non è che l'altra faccia della medaglia della macchina del fango, no? Ma tra poco chiarirò cosa voglio dire, ossia, ve lo cito con una frase, ma l'hanno pubblicato su Nature, no? Ecco, scusa, allora. Ma poi vedremo, faremo qualche commento su come avviene, ve lo dico per esperienza, da autore scientifico che pubblica, che cosa implica questo macchinario, perché purtroppo poi le persone fuori sentono magari il solone che dice è uscito lo studio su, e quindi dice che, io voglio dire, no? E non è mica così ovvio, ve lo dico proprio chiaro, cioè per niente. Ecco, al di là, prima ancora che sia scientifica, sappiamo che la scienza è una prassi umana. La scienza non è qualcuno, la scienza è un metodo, la scienza è una prospettiva. E in quanto prassi umana, se mostra delle derive, se mostra delle ibris, è perché queste ibris sono presenti in chi adotta e pratica questa gestualità. Secondo me il delirio che stiamo vivendo, e soprattutto che viene anche in qualche modo attuato, in particolare dai sottoscrittori di questa situazione, di questa giostra, e anche dagli stessi operai, perché non potrei dargli titolo maggiore al momento, della scienza, è una deriva estetica.
nel senso greco del termine, è una deriva percettiva, cioè c'è qualche problema, c'è qualcosa che non va nel tuo modo di stare al mondo e nel tuo percepire la realtà, te stesso e l'altro. Dico sempre, permettetemi di leggermi, che secondo me questa deriva estetica, cioè percettiva, ha due architravi, diciamo, scusate, due pilastri che sorreggono un architrave, che vedremo tra un attimo qual è. Uno narcisistico, che è la grande bestia del nostro tempo, ma attenzione che il narcisismo non è il tizio che si fa figo al bancone. Il narcisismo è qualcosa che si declina nei più benevoli e innocenti altruismi. È un qualcosa che si manifesta ovunque ci sia, un modo di darsi, sostituendo ciò che si è, con lo scopo di essere accettati. Ed è ubiquo. Io ci ho fatto lotta per anni e ho dovuto fare un percorso profondo su me stesso di lavoro per mettere a fuoco questa sottile dinamica che mi è stata passata anche modelli, famiglia, cultura. La macchina del prestigio di cui vi dicevo prima della scienza è una degli apogei, una delle massime apex di questo narcisismo. E spiego meglio cosa voglio dire. Un aspetto narcisistico di questa deriva estetica, nel senso che per cultura nel soggetto vengono sostituiti alla percezione autentica di sé la rappresentazione ed il valore del tizio, dati però e codificati secondo parametri esterni, eteronomi al soggetto, cioè decisi da una collettività che ha determinate coordinate di valore. Quindi sono dei parametri che sono eteronomi, quindi al soggetto, e costruiti da un collettivismo funzionale ad altro, non alla tua coerenza, alla tua gioia, alla tua salute. E quindi questo collettivismo in realtà è svuotato di ogni reale radicamento alla natura. Con radicamento alla natura intendo proprio il fatto che, adesso la butto lì, poi semmai la commentiamo, nel corpo c'è verità, nella mente ci sono rappresentazioni. Il corpo racconta sempre come senti. È ovvio che devi essere dotato di una mappa che ti faccia, in qualche modo, che ti dia qualche strumento per dire, ma caspita, se sta venendo fuori questo dal mio corpo, devo andare a guardare qualcosa lì. Se viene fuori questo, devo guardare qualcosa là. Quindi dicevo, questo aspetto narcisistico della deriva estetica, appunto, ha un'eziologia proprio nel fatto che la percezione di noi stessi è stata sostituita. Noi veniamo fin da bambini educati a non ascoltarsi, a non ascoltarci, a non stare centrati su qualcosa che è intimissimo e ineffabile, ma viene sostituita con valori. Ah, bravo, così va bene, ecco, perfetto, eccetera, eccetera, proprio per essere molto sintetico. E quindi da qui, dal fatto che ormai al mio ascolto ho sostituito il quanto questo collettivismo mi può approvare, perché alla fine in soldoni è questo, c'è il bisogno di adequazio a canoni di esistenza, non solo estetici, cioè il narcisismo non è soltanto la ragazza che va in crisi perché non ha le tette giuste o le misure come gliele fa vedere la televisione, c'è molto più altro, molto di più sottile. Quindi a canoni non solo estetici, ma anche morali e culturali e sociali, necessari per garantirsi un imperdibile status di appartenenza. Ecco, sono a posto. Importante, sono a posto. Pena l'emarginazione. Può costare carissimo a certi soggetti.
carissimo non in termini anche solo oggettivi, ma anche soggettivi, cioè ognuno di noi ha un habitus caratteriale. Per certi di noi qualcosa di inaccettabile è tradire i propri principi, per altri di noi qualcosa di inaffrontabile è rimanere emarginati. L'altra colonna, secondo me, di questa deriva percettiva è esistenziale. Spiego cosa voglio dire. Nel senso che l'isterilimento emotivo, cioè abbiamo una cultura che, anche se sembra di no, ma in realtà è abbastanza palese, svuota tanto, soprattutto a livello della comunicazione interpersonale, cioè di quei contenuti che sono scambiati tra i soggetti, la svuota tantissimo di, scusate la cacofonia, di contenuti emotivi, di contenuti analogici, una comunicazione fatta di non quello che dico, ma quello che voglio dire, quello che passa, ecco, quello che vi sta passando, per esempio, spero, di me, al di là di quelle parole che vi sto dicendo, ma che magari vi sta passando come permeazione di un modus che in questo momento rappresento, che cerco di portarvi. Tutta questa comunicazione, no? Tutto questo livello, tutta questa grandissima ricchezza semantica, in questo tipo di mondo è prontamente e abbondantemente sabotata. Quindi dicevo, l'altra colonna è esistenziale nel senso che l'isterilimento emotivo analogico e la rimozione della vicinanza, cioè siamo in contatto, siamo in comunicazione, siamo affollati, siamo ammassati, ammucchiati, costipati, promiscui, ma non siamo in relazione. Quanta cura c'è? Quanta cura riusciamo a prenderci per l'altro e quindi anche quanto ci sentiamo curati da chi ci sta vicino. Ah, sa, signorina, le regole non le facciamo noi, purtroppo è il comune che... Oppure i contratti non li scriviamo noi. Ma scusate, ma io ho 2 figli, cioè, poi lo so che non ho ancora pagato 6 rate l'affitto. Sì, ma signora, purtroppo queste sono le regole. Cioè, sostituire il caspita, cosa c'è come fattualità qui veramente? Chi mi parla? Che problemi ha? Con la regola, con il protocollo, con l'ordine, con la norma. In una società in cui vige questa gerarchia, cioè dove la norma vale di più della fattualità, dove volete andare? È impossibile fare qualcosa di sensato, è impossibile. Beh, dicevo, l'isterillimento emotivo analogico e la rimozione della vicinanza e del senso di cura e cooperazione fattuali però, non sulla carta, fattuali, tipo per esempio qua Salus Bellatrix per me è un esempio folgorante di questo, cioè poche chiacchiere, che si fa qua? Facciamo qualcosa, giusto? Allora tu fai questo, io faccio quello, organizziamo questa roba qua, iscriviamo i tizi, prendiamo questa roba, compriamo quel terreno, cioè ok, questo, cioè è inutile fare le chiacchiere. Tu, guarda, io non c'ho i soldi, non ti preoccupare, ti faccio lo stesso questa cosa qua, se c'hai un po' di miele mi dai il miele, cioè roba reale, no? Trovare soluzioni concrete. Ecco, l'isterilimento, no? E la rimozione di questi aspetti, che sono possibili solo in realtà a piccola scala, è per questo che oggi qui facciamo fatica a ricostruirli, perché ormai il modello anche, potremmo dire, urbanistico, il modello demografico è questo. Megalopoli di milioni di sconosciuti, tutti appiccicati, e poi chilometri e chilometri quadrati di campagne deserte in cui pochissimi devono riuscire a procurare il cibo per tantissimi. E quindi come cavolo altro puoi fare se non l'agricoltura intensiva, quella roba lì? Questi qua, l'azienda agricola riesce a guadagnare a malapena per dare da mangiare a 5 persone e quindi via di campi sterminati di monoculture, pesticida, a trattore, quella. Immaginate di sverticalizzare le metropoli, quindi togliere
la gente che è ammucchiata l'una sull'altra in grattacieli, riappianare tutto, distribuire tutto in orizzontale e interpenetrare tutta questa miriade costellazione di piccole abitazioni con il loro orto, il loro campetto, venerebbe un giardino, interpenetrate di siepi, boschi, radure, parti selvatiche, eccetera. Un fiorire unico di biodiversità, di fauna, di flora. E intanto ognuno diventa responsabile e si prende cura del proprio, veramente, cioè proprio orticello, ma in senso comune, cioè prendendomi cura io qua, tu lì, lei lì, lui là, alla fine cosa viene fuori? È come una comunità cellulare. È stato sabotato a priori, no? Questo tipo di modello. Hanno cominciato a far svuotare le campagne negli anni 50, almeno. C'è un bellissimo documentario che si intitola In fabbrica, di Francesca Comencini, che vi consiglio di guardare. Ecco, quindi, isterilendo tutto questo aspetto, nella globalizzata standardizzazione in cui siamo alloggiati, svuota totalmente, scusate, le vite di afflati profondi e degrada la comunicazione tra individui a livello meramente descrittivo, del tipo, come testimonia, no, la solerte e indiscriminato accoglimento di tutte le distrazioni che permettano di saturare gli imbarazzanti silenzi da cui echeggino i munchiani urli del mal de vivre. Distrazioni del tipo animali d'appartamento, rotocalchi, social network, cronaca, eventi, pacchetti vacanze, per non parlare della dissipazione in mode, shopping, tifoserie varie. Qualcuno dice giustamente armi di distrazione di massa, sì. L'importante è non abbandonare il chiacchiericcio che assicuri una comunicazione centrata su contenuti non intimi, salvo che non si tratti di gossip. Ah, quello è fantastico. Cosa ha fatto quella lì? Ma con chi è stata? Il pettegolezzo morboso. E quindi ci nutriamo di meteo, il caro benzina, il governo ladro, queste, permettetemi, minchiate qua. Questi due pilastri, quindi il narcisismo e lo svuotamento esistenziale, cioè il depauperamento di una comunicazione emotiva, cioè nel senso, ma come stai? Ma non mi devi dire bene, mi devi dire come stai se vuoi dirmelo. Io ti chiedo veramente come stai, non per dire come stai? Ecco, questa faccia qua è un... Bene, perfetto, ok. Cioè, non si chiede come stai così, si chiede ma come stai? E ti ascolto. Guarda che sto di merda. Benissimo, se vuoi mi dici perché. Non, come stai? Tutto bene? Ma cosa? Che roba è quella lì? Infatti, a volte non evito di sentire da gente perché... Allora, come stai? Ma fa culo. Ma insomma. E questi due pilastri sorreggono che cosa? L'architrave del conformismo. Quello che stiamo vivendo è il risultato del conformismo, ma vedete che non si può appunto parlare di conformismo in maniera superficiale, cioè da un punto di vista meramente, tra virgolette, psicodinamico. È un conformismo profondo questo, cioè qua è, ecco, potremmo dirla con le 5 leggi, cioè, oh, se non sono conforme qua vado nel conflitto del profugo, cioè, vado nel conflitto dell'esistenza, sono un pesce sulla spiaggia. Oppure altre, adesso era per fare un esempio. Questo secondo me è un punto importante, scusate se ho fatto questo passaggio, ne faccio ancora uno su un punto che mi preme, che magari è un po' ostico, però ripeto, non c'è giudizio per nessuno che sia qua dentro, perché se siete qua dentro, lo ripeto, è perché qualche cosa dentro di voi è ancora accesa. Molti fanno il commento sul fatto che siamo un branco di imbecilli perché stiamo facendo il gioco, stiamo seguendo il gioco che ci propongono del divide e timpera, no? Questa è una banalizzazione profonda.
Perché qui non si tratta di, vabbè, tu tifi Milan, io tifo Inter. Qui si tratta del fatto che c'è una minoranza di persone ancora connessa a un sentimento per la vita che si trova a cercare di difendere con le unghie e coi denti qualcosa che tra l'altro non è solo per loro ma è anche per l'altra parte di persone, che con una nonchalance che ha una sciatteria indicibile sta abdicando e liquidando una cosa preziosissima, che è la libertà, che è la sacralità del corpo. La sacralità del corpo non è altro che una delle facce del sentimento della natura, che io chiamo così, che è quello che, come dicevano gli indiani Dakota, è l'unica cosa che orienta veramente i giovani nella possibilità di avere sentimenti grandi e capaci. Il resto sono racconti, sono scenette, metaversi, chip sottocutanei, sono seduzioni miserabili per animi poveri. Allora il problema qui è che non possiamo metterla sul piano banale del fare ma su, smettetela di farvi la guerra tra voi. Se fosse così semplice, cioè se non ci fosse questa grandissima differenza, non saremmo neanche qua appunto a tribolare noi per proteggere qualcosa, perché li saremmo tutti insieme. Il problema è che per inconsapevolezza, quello che volete, per storia personale, anche per faciloneria, per in qualche modo dire, non ho voglia di avere rotture di palle, devo fare questo, fare quello, ci ritroviamo in pochi e è una divisione ontologica questa, è una speciazione, è una cosa totale. Quello che ha sancito questo evento antropologico che chiamiamo, come lo chiamiamo, pandemenza, è un qualcosa di totale. O sei di qua o no. O sei per la vita, o lotti per la vita, o difendi la vita, o senti la vita, o sei la vita. Cioè quella roba lì la sei, oppure non la sei. Si può cercare di impararla questa cosa, è quello che stiamo cercando di fare e penso che una realtà come Salus Bellatrix, che organizza cose di questo tipo, non ha fatto altro che cercare di portare fuori, non è che magari, dai, vieni a sentire che sia dal versante economico, che sia dal versante di aspetti più scientifici, sanitari, eccetera, cercare di portare fuori qualche sveglia, no? Ma qui appunto il problema, eccola qua, l'ineditezza di questa situazione. Non è mai successo prima, non è mai successo che la gran parte della popolazione non vedeva dov'è il nemico. E allora a questo punto questo nemico dov'è? Tra virgolette, nemico della vita. È dentro di noi. È in questa mancanza di radicamento e di aggancio con il biologos. Perché se uno ha questo aggancio, al di là di quello che sia un benzinaio, che sia un panettiere, che sia un professore ordinario al 37° anno di carriera, non fa differenza. Non è una questione di cultura, non è una questione di nozioni, non è una questione di preparazione, è una questione di sentire. Tu a me quella roba lì non la fai, punto. Quando c'è questa verticalità, quando c'è questa fermezza, è perché c'è questo sentimento. Io sono qua umilmente a cercare di portare fuori questa voce, la voce di questo sentimento, e cercare di invitare le persone a recuperarlo su due fronti. Funzioniamo in qualche modo grazie al nostro cervello, diciamola così, come interfaccia cognitiva col mondo, prendiamola per un attimo semplificando il cervello. Signori, il cervello è un gabbiano, per volare ha bisogno di tutte e due le ali,
Da una parte bisogna sentire e dall'altra parte anche conoscere. La razionalità e il sentimento sono due cose totalmente diverse dal credere. Il sentimento ha bisogno dell'altra ala per evitare appunto che finisca nella credenza, ma anche quest'altra ala della razionalità e della conoscenza ha bisogno del sentimento per sapere se i criteri che vengono adottati per discernere verità da falsità, realtà da irrealtà, sono corretti e radicati alla vita. E questa è una risposta che non ci viene data da nessun logos, da nessuna logica, da nessuna scienza. È una risposta che ci viene data soltanto da quel sentire. E quel sentire va educato. Le emozioni le abbiamo tutti, i sentimenti sono qualcosa che viene fatto, portato fuori con un processo di educazione, di crescita. Ed è per questo, vi starò dicendo un'ovvietà, che il grande pericolo è sui nostri piccoli. Perché una volta che questi piccoletti qua hanno integrato come normale tutto quello che c'è adesso, un domani chi è che glielo spiega più che c'è dell'altro? Aggiungendo il fatto che non hanno una memoria, e non sono come noi che magari siamo al mondo da 30 anni, 60, 50, 20. Questi sono al mondo magari da 10 anni. Contando che i primi 3-4 non è che te li ricordi molto, chi è che gliele va a riscrivere quelle robe lì? Gli imprinting neurovegetativi che avvengono in ambiente intrauterino e nei primi anni di vita, lo sapete meglio di me, sono lo stampo con cui forgerai la tua personalità, la tua semantica con cui interpretare il mondo, i tuoi valori. Pesante, eh? Vedete, questa cosa, lo ripeto, anche questa è inedita. In entrambe le guerre, in tutte le crisi economiche, i bambini comunque hanno continuato a giocare nei cortili e avevano la nonna, e la zia anche dell'amichetto, la mamma, i maestri di bottega che erano lì, i vecchietti che giocavano magari a scacchi. Dov'è finita sta roba? Cos'è rimasto? Marciapiedi senza neanche più una panchina quasi. Insegne luminose e l'iPhone. Per quello che chi ha una sensibilità, ovviamente, come genitore, è impossibile che non faccia la scelta di levare il proprio figlio, i propri figli da questa macchina di morte. Dire lascia stare, per carità, vieni via, cerchiamo qualche altra soluzione, scuole parentali, eccetera. Ma perché si rischia grosso, Cioè, qualche anno e boom, cioè poi ci vuole una famiglia che proprio abbia un potere imprintante di modello forte per riuscire a tenere immune il bimbo rispetto a tutto quello che poi c'è là fuori, se è quella roba lì. Ecco, quindi, portandomi anche verso la conclusione, fatemi fare 2 riflessioni sull'aspetto scientifico e poi facciamo 2 commenti su questa cosa strana, sono le 5 leggi biologiche. Quando prima vi dicevo appunto, no? È un delirio scientifico? Io direi più che scientifico è un delirio tecnico. Come già diceva Gunther Anders, la tecnica ormai è il soggetto della storia. Ossia, l'essere umano non si è reso conto che col suo gran lavorare, col suo gran adoperarsi, anche lì ha abdicato al posto di fine per finire nel posto di mezzo. Cioè, non è più l'essere umano il fine, l'essere umano è il mezzo e il fine è la tecnica. E quello che si sta dispiegando non è altro che il volere della tecnica. Ma chi è la tecnica? È qualcuno? Ma in realtà di per sé la tecnica non è qualcuno, ma diventa, potremmo dire, una sorta di protosoggetto nel momento in cui è giuntata a un'altra categoria molto importante che è quella del capitale. Tecnica e capitale, insieme alla seducente e strategica narrativa della moda,
guardate che non è un caso, cioè la moda è un qualcosa di molto preciso che è stato configurato, non è soltanto la questione dei vestiti, è che senza la moda il capitale non potrebbe sopravvivere. Banalmente molti di voi conosceranno qualcosa come l'obsolescenza programmata. Guardate che, voglio dire, se sono riusciti a fare, probabilmente con l'aiuto di qualcun altro, ma insomma, qualcosa come le piramidi 3000 anni fa o quello che è, andate pure tranquilli che oggi un paio di jeans che mi duri 60 anni lo potrei fare, ma non lo fanno. O un tavolo. Io in montagna ho il tavolo dei miei nonni che era dei loro nonni e dei loro nonni. Com'è che oggi devo comprare una roba che, ma sai, è vecchia, dopo 40 anni la butto? Ci sono le mode. Ovviamente aiutate poi da un po' qualcosa di oggettivo per far vedere che vabbè, si è rotto, invece magari con i vestiti questo qua va ancora bene, sì, ma non si usa più, no? E allora così sì. E si tiene vivo questa cosa che si chiama il capitale. Cosa intendo con il capitale? Vabbè, sì, in realtà potremmo fare delle dissertazioni molto profonde che io assolutamente lascerei ad altri esperti su questo, però piccola chiosa, sappiamo tutti che ci troviamo in un'era del capitalismo assoluto, cioè un capitalismo post-borghese, cioè una volta il capitale, il capitalismo, cioè la dinamica del potersi arricchire sul lavoro di altri, che già detta così fa capire tutto, perlomeno aveva ancora un fine umano diretto. Oggi ovviamente no. Allora, la tecnica, nel momento in cui è gestita dal capitale, cosa fa? Questo è un binomio mortifero. Il capitale tramite la moda seduce e ti dice: ma non ha importanza se siete due omosessuali, non vi preoccupate, potete avere figli lo stesso, facciamo dei begli uteri artificiali e è tutto a posto. Tramite la moda e la seduzione si garantisce la gestione dei desideri. Come già diceva Guy Debord, nella Società dello spettacolo, saggio straordinario del 76, i media, che al tempo suo erano ancora solo la radio, la televisione e i quotidiani, e qualche manifesto, hanno il potere di rimediare l'orizzonte percettivo del soggetto e sostituire a dei desideri e dei bisogni autentici qualcosa di totalmente indotto e di eteronomo. Tanto da far dimenticare, per esempio, a due uomini che si amano, niente da dire, che il default biologico prevede per questo setting quella storia. E se i figli vengono fuori da una femmina e da un maschio, una ragione c'è. Punto. No, l'arroganza della tecnica, in cui se posso tecnicamente dunque voglio, dunque faccio, sostituisce e spiana tutto come fosse un bulldozer, come faceva l'Angelus Novus nel quadro di Paul Klee, che altro non era che un mostro che rappresenta il progresso, che cammina all'indietro, senza guardare dove va, e lasciando quindi davanti a sé solo macerie. La tecnica è il braccio eseguente del capitale che gestisce il regime del desiderio attraverso la moda. E ovviamente capitemi, moda è una parola adesso che ha un senso lato, non è la sfilata di Valentino. C'è anche quello, ma insomma. Quindi il discorso è questo. Non si deve tanto più parlare di scienza, perché la scienza ce la siamo lasciata intorno agli anni 30, 40. Quella era scienza ancora, adesso non c'è più la scienza. Adesso c'è un macchinario che compulsivamente sforna dati
e interpretazioni di questi attraverso linee guida che vengono sancite dalle stesse forze che muovono i capitali. Basti che pensiate che l'80% di tutte le pubblicazioni scientifiche, in particolare quelle in ambito biologico e medicale, biotecnologico, genetico, eccetera, sono in mano a un unico editore, un unico publisher, che è Elsevier, sede in Olanda. Che strano. 80%. Il resto, ve lo dice uno che ha scelto di non fare la carriera universitaria perché avrebbe dovuto abdicare alla propria sincerità, in qualche modo anche alla propria libertà, in tanti sensi. Tutto quello che sostanzialmente non ricade dentro questo 80% viene guardato come, vabbè, ma sì, un giornaletto, dai. Le cose su Science sono quelle serie, no? Le cose su Nature, le cose sull'Lancet, sì, con la puttanata di idrossiclorochina, per esempio. Ma non c'è da stupirsi, se uno capisce come funziona la storia, no? Tutti i giornali che tranquillamente pubblicano dando per scontate delle cose che non sono mai state dimostrate. Ma quale virus? Quale? Dove? Che il CDC stesso americano ti dice che non è possibile isolare i virus nel senso vocabolaristico della parola. Isolare vuol dire che lo tiro fuori dal contesto e dico, eccolo qua, aspetta, vediamolo un po', studiamolo questo virus. E anche qua, apro la parentesi, la chiudo subito, in tutto l'ambito della resistenza, quanta frammentazione che c'è. Quanta ancora gente sottoscrive tutta sta roba qua e sottoscrive comunque la pandemia. Che se adesso facciamo 2 commenti sulle 5 leggi biologiche, in 4 e 48 capiamo subito che cos'era sta roba qua. Chiusa parentesi. Allora dicevo, questo pippozzo, perdonatemi, per dirvi che il delirio è scientifico, ma nel senso che dovremmo dire che è un delirio tecnico, perché la scienza ormai è stata degradata a tecne. Allora c'è una grande differenza tra queste due prassi. La scienza cerca la verità. La tecnica risolve problemi. Niente di male in nessuna delle due. Il problema sorge quando i problemi ai quali vorrei fornire soluzioni sono o semplicemente rappresentati e costruttali, o addirittura sono reali ma indotti dalla stessa mano che ti dà le soluzioni. In questa situazione dove vi ho detto che il macchinario scientifico rimane in piedi, scientifico-tecnico, ma parlo soprattutto dell'aspetto della ricerca, delle pubblicazioni, in questo aspetto in cui questo macchinario rimane in piedi grazie a quella cosa che vi ho detto prima della macchina del prestigio, in cui appunto c'è un ciclo vizioso, no? Allora, c'è questo contenuto qua, ho trovato questa cosa, bene. Dove la posso pubblicare? Allora, se la pubblico là, è perché non mette in discussione niente. Se la pubblico qua, mette in discussione, ma prontamente non viene considerata, non vale una mazza. E quindi vedete che il circolo vizioso è quello. Ma non l'hai mica pubblicato lì? Sì, ma se per pubblicarlo lì dovevo dire quello che volevano loro. Guardate che non è una cosa del complotto. Cioè, i bias, prendiamo subito quella grossa, i bias economici ci sono, cioè ci sono i più grandi apparati di ricerca delle più importanti università del mondo che hanno assolutamente fondi diretti e indiretti da grandi entità economiche che sono
partecipanti di interessi su attività e prodotti che riguardano in qualche modo i contenuti di cui queste università poi devono pubblicare. Faccio un po' meno giri di parole del tipo aziende importanti che producono farmaci, ma molto grandi, o anche non necessariamente l'azienda, ma gli stakeholder che sovvenzionano centri di ricerca molto importanti. E su che cosa fanno ricerca questi centri? Guarda un po', magari sulla validazione di determinati principi attivi che sono prodotti da aziende che sono partecipate dai tizi che hanno finanziato questa ricerca. E non viene fuori nella trafiletto finale che si chiama Declaration of Conflict of Interest of the Authors. Non viene fuori questo. Qualche volta viene fuori nel senso semplicemente dove si dice si riconosce che questa ricerca è stata finanziata da il grant, il bando tal dei tali, oppure qualcuno più adesso semplice dice guarda, abbiamo fatto un'esperimentazione su un certo apparecchio, noi, tipo di 6 autori, 3 dicono lavoriamo in questa ditta che conosce l'apparecchio. Benissimo, ok. È il massimo che vi potete aspettare di trasparenza. Questo macchinario del prestigio è affetto da un'altra follia, ma è una follia vera, e ve la dico proprio così, come se voi fate un lavoro di ricerca, vi fate un mazzo così magari per 2, 3, anche 5 anni, trovate dei risultati, trovate magari dei risultati abbastanza rimarchevoli o degni di nota, e se questa ricerca ve la siete fatta all'interno dell'università, ci sono due possibilità. Se vi hanno continuato a lasciare fare la ricerca è perché era tutto a posto e non andava a mettere in discussione nessun principio fondamentale. E succederà che quindi quando dovete presentare i vostri dati a un congresso oppure dovete pagare le spese di pubblicazione e gli editoriali, sarà l'università a farlo. Se invece siete dei ricercatori indipendenti, sentite un po', e dovete praticamente, vi parlo per esperienza, fai tutto un lavoro di ricerca, vuoi pubblicarla e devi pagare per pubblicarla, oppure vuoi andare a presentarla a un convegno e devi pagare. E quando io ho parlato ai miei colleghi ho detto, ma scusate, ma questa cosa è una follia. E questi ti dicono, ma vabbè, ma scusami, d'altronde il convegno si deve ben mantenere in qualche modo. Noi non siamo mica degli artisti che per esempio quindi fanno milioni di spettatori, migliaia di spettatori e quindi viene pagata la spesa di tutta la gestione e la logistica del convegno. Quindi è normale che gli scienziati devono pagare. Guardate, vedete il ben pensare, questo bigottismo. Cosa produce? Ma sì, messa giù così non fa una piega. Ma guardate l'implicazione che ha questo. Significa che se io sono un poveraccio che ha fatto delle ricerche nella cantina di casa e ha trovato una cosa della Madonna e domani devo andare tipo free energy a partire da reazioni nucleari a bassa energia nei plasmi per elettrolisi, è pieno. E domani voglio andare a presentarla al convegno. Oh, io sono già povero in canna, non ho niente. E come faccio a presentarla al convegno? Non ci vado, perché mi è precluso. Questo è un altro bias, che non è diretto, non è che ti dicono esplicitamente, no, allora dunque, noi non vogliamo nessuno che faccia le ricerche in privato. Se facessero così sarebbe smaccata e tutti mangiano la foglia. Non la fanno così. È un po' come con l'obbligo del siero, no? No, non abbiamo obbligato nessuno, per carità. Hai scelto te, hai pure firmato, ti dicono. È la stessa cosa. Certo che effettivamente bisogna non mangiarla proprio la foglia per arrivarci, però insomma ci sono state anche persone che hanno dovuto. Quindi dicevo, questi sono i bias, cioè un macchinario che impedisce a contenuti scientifici destrutturanti o critici rispetto a un paradigma, per esempio il paradigma virologico, per esempio il dire che esiste il contagio, per esempio il dire che sono stati isolati delle cose che se tossisci tu la passi a me, eccetera, eccetera, roba che se fosse vero non saremmo neanche riusciti ad arrivare a diventare dei lombrichi dal punto di vista filogenetico, ok? Mettetevelo in testa questo sempre. La natura se funzionasse così
ma non eravamo neanche qua, ma non eravamo qua a parlare. Non so se arrivavamo neanche, ripeto, al livello dei vertebrati. Queste cose che andrebbero e verrebbero in istituzione, ovviamente sono autocensurate, preventivamente tagliate fuori. E allora appunto, in questo delirio, succede che il ben pensante, quello che di cui abbiamo parlato prima, che si affida all'istituzione, al sapiente, ti guarda con due occhi e ti dice: ma scusa, ma io non ho visto delle pubblicazioni che dicono questo. E tu cosa gli dici? Fatti due domande. Ma capite che è dura andare a destrutturarla questa roba qua. Perché se non metti prima in discussione come funziona tutto il macchinario, se poi ci unisci addirittura a quel famoso ma io non posso pensare che, saluti. Vado alla conclusione. In uno dei temi forti, che se non destrutturati appunto tengono in piedi questo delirio, oltre a tutti quei modi che ci sarebbero per produrre energia in altri modi. Faccio una parentesi. Arrivano gli insetti, no? Mangiare gli insetti, che meraviglia, quanta voglia hai di mangiare gli insetti. Allora, sapete qual è il problema? Il problema non è di per sé mangiare l'insetto, nel senso che è vero che ci sono delle culture in cui gli insetti sono mangiati, sono un alimento, perfetto. Il problema è questo: ma volete che se la gestualità con cui si facevano, scusate il francesismo, gli allevamenti di merda, di maiali, di mucche, di tutto quello che volete, pollame, eccetera, se questo atteggiamento non è cambiato, volete che quando fanno gli insetti migliora qualcosa? È ancora peggio, perché a questi gli puoi dare da mangiare ancora cose ancora... Quindi il problema è sempre lì, cioè, uno, non mi devi obbligare a fare niente perché scelgo, è questo il punto, ma due, è che se non cambia la gestualità a monte con cui tu produci risorse, non hai risolto nessun problema, cioè, e tra l'altro il discorso che ti dico è sì vabbè, però perlomeno se facciamo le fonti proteiche a partire dagli insetti non avremo quello stesso impatto ambientale che avverrebbe con gli allevamenti grandi di suini, maiali, eccetera. Ah sì, eccola qua, vedete questa è la comunicazione manipolante. È come prima che vi dicevo, per questo ho fatto questa parentesi con la scienza. Non viene permesso a quei contenuti che mettessero in discussione i modelli produttivi, i modelli agrozootecnici, i modelli di sviluppo antropologico, i modelli di urbanizzazione, i modelli di sistematizzazione e di gestione dell'ambiente, non viene permesso di venire fuori la critica a questi modelli. E quindi si pensa che il problema, cioè il fatto siamo troppi, che da un lato è anche vero, però per dire c'è troppo consumo delle risorse, c'è troppo, non si può sostenere, non viene messo in critica l'origine del problema. Viene sottoscritto questo modello senza toccarlo, cioè nel senso che nessuno va a parlare di modificare il modo esatto di distribuire per esempio la popolazione nell'ambiente in un altro modo. Continuiamo a tenere viva il fatto, anzi lo suffragano, lo foraggiano, grandi megalopoli e distese infinite di campagne di un certo tipo. Questa cosa non viene messa in discussione, perché? Perché chiaramente c'è una traiettoria che quelli che ma io non posso pensare non vogliono vedere, che è quella del controllo assoluto, e quindi se tu fai una società rurale il controllo assoluto è un po' più complicato. Questa cosa non viene messa in discussione, quindi dicono oh ragazzi guardate che c'è questo problema, è oggettivo, e lì è la soluzione. No! La soluzione non è lì, la soluzione è nel mettere in discussione questo punto. Chiusa la parentesi. Parlando quindi di un tema importante che in questi 2 anni ha tenuto tutti per le palle, che è quello del contagio, quello della salute, quello della malattia, e lì siamo nella stessa zuppa. Si badi bene da riuscire
E guardate quante dinamiche di gatekeeping ci sono state, dal mettere in discussione la narrazione virologica. Magari hanno contestato i sieri, magari hanno contestato i lockdown, magari hanno contestato le mascherine ai bambini. Ma quanti di quelli che abbiamo sentito parlare anche nella dissidenza non hanno messo in discussione il tema del contagio? Il tema del contagio è l'arma perfetta per tenerci tutti come il toro per il naso con l'anello. Perché? Perché se io anche magari ho un'altra conoscenza e so benissimo che se quello che mi stai dicendo vale quello che vale, se tu mi accusi di essere responsabile della sua salute, io gestisco il tuo comportamento e dico che tu sei colpevole, reo o no. Questo è il punto e io ci tengo sempre a sottolineare la destrutturazione di questo contenuto. E c'è anche il senso di colpa, che è un altro grandissimo archetipo, insieme a quello della vittima, che fa leva per gestire queste dinamiche sociali su scala macroscopica. Senso di colpa, vittimismo, lo so che però io mi sacrifico e quindi anche se non c'è l'obbligo me la metto, oppure lo faccio per voi. Sono tutti archetipi impersonificati, no? Da chi si identifica in base alla propria storia, eccetera, eccetera. Va benissimo. Questo è un problema molto forte. Allora, parliamo un attimo, giusto così in coda, di questo tema che è uno dei capisaldi con cui destrutturare la narrazione medica, ma più che la narrazione medica è la narrazione medicalizzante, la narrazione pandemica, epidemica, la narrazione della malattia come qualcosa che esiste e mi prende e io devo lottare contro la malattia. Allora, in questo momento noi tutti, io un po' diverso da voi perché sono in un'altra posizione, abbiamo un certo stato in fisiologia. Avete un certo battito cardiaco, avete un certo tasso di respirazione, avete un afflusso sanguigno sicuramente maggiore del mio agli arti estremi, avrete una certa percentuale di cortisolo che magari se siete rilassati starà cominciando a scemare da un po', io ce l'ho ancora altina perché sono in performance ed è giusto così, vedete? Perché io ce l'ho diversa per esempio da voi? Ecco, perché io sono in una configurazione diversa dalla vostra. Se io fossi seduto lì, c'è qualcun altro che parla, sarei come voi. Allora, il mio corpo cos'è? Sta tenendo alto il cortisolo, la salivazione poca che ho adesso così a caso, perché pirla? Oppure facciamo una prova, no? Apriamo la porta e anziché entrare quel gatto lì che sta entrando adesso, facciamo entrare 6 tigri incazzate, ma incazzate proprio, che non mangiano da 2 settimane. Volete vedere cosa succede? Succede che grazie a Dio, o perlomeno grazie alla natura, che per Spinoza erano la stessa cosa, e qui io vi porto sempre la mia unità ontologica del mondo, io non separo Dio e natura, perché Dio, essere natura, stanza assoluta sono la stessa cosa. Grazie al cielo comunque avete qualche reazione, più che reazione qualche risposta, cioè le tigri che entrano incazzate con determinati intenti sono l'evento e le vostre risposte sono la conseguente strategia che per la vostra storia, la vostra tipicità e le vostre facoltà fisiologiche siete in grado di mettere in atto in base a come sentite l'evento. Ci sarà qualcuno di noi che non riesce neanche a muoversi, ma vi parlo del terrore puro, cioè proprio, per chi è un po' più pratico, questa è l'attivazione del vago dorsale, cioè proprio è quando non posso, quando il mio sistema biologico percepisce che né scappare né attaccare servirebbero a niente. Freezing totale. Potrei anch'io essere uno di questi, non lo so, non ho mai provato. Non c'è colpa o merito, cioè
Dove avete guardato adesso? Se io faccio questo, non decidete voi, ma tutti quanti guardate questa mano, perché è biologico. Perché, un attimo, potrebbe essere un attimo dove qualcuno lancia qualcosa, un pericolo. Non l'avete scelto voi, lo guardate comunque, questo è il livello animale, cioè il livello di tutto quel sistema autonomo che in questo momento vi sta facendo battere il cuore, sta regolando la vostra peristalsi intestinale, sta regolando la vostra respirazione, la vostra ormonalità, eccetera, eccetera. Sempre con intelligenza, cioè la stessa intelligenza che se entrano le 6 tigri incazzate da lì, voi dite, che cosa c'è di intelligente nel freezing? Oh, è come se ce n'è di intelligente. Vi posso far vedere diversi video di antilopi predate che per massa conflittuale rispetto alla loro percezione si sono sentite talmente sopraffate, talmente in pericolo che non sono state in grado di correre, che sono andate in freezing assoluto, quindi come morte, e il predatore ha perso interesse. C'è stato un momento di spiazzamento, cioè l'istinto predatorio che viene attivato dalla fuga, è stato sospeso, c'era il predatore lì che con quest'antilope lì non sapeva cosa fare, e questo a un certo momento, un attimo di distrazione, pum, è stato utile per riuscire a fuggire. Quindi c'ha un'intelligenza e come. Chi magari ha un po' più di strumenti attiva una risposta dell'orto simpatico di attacco o fuga. Di attacco non so quanti, però tanto di palle, però c'è qualcuno magari di voi che ha un domatore innato dentro di sé, prende la sedia, una frusta e comincia a cercare di gestire questi tigri, insomma. Allora, perché ho fatto questo esempio? Che cosa ci serve questo esempio, questa idiozia così? Serve per farvi vedere che questa reazione, questa risposta automatica ha senso biologico. Cioè se voi foste, immaginiamo l'altro paradosso, se entrano le 6 tigri incazzate e voi continuate a essere così com'è, o siete dei deficienti o siete dei suicidi, nel senso i casi sono due nel senso. Oppure appunto non sentite niente, ma è una forma di deficere, no? Di deficienza, cioè non ho strumenti percettivi, tanto per tornare alla maggioranza della popolazione, no? Non si accorge più di tanto. Allora, vedete bene, se siamo tutti d'accordo ad accettare che la risposta che avverrebbe in questo caso divertente perché è virtuale, se fosse reale meno divertente, ma insomma, ha un senso, siamo tutti disposti ad accettare che ha un senso. C'è qualcuno di noi che può mettere una riga e dire, allora, ascolta me, tutte le risposte che sono, diciamo, qui sono sensate? Sì, è vero, hai ragione, effettivamente sentono, senti, tu fai così o fai così, è vero, ha un senso. E quindi, non so, se mi diagnosticano invece un carcinoma aduttale al seno, no, beh no, è lì, perché lì non va bene. Ah, quindi c'è una riga al di là della quale io dovrei dire che le cose che stanno qui, che tu mi collochi qua, sono sensate e queste no? E come faccio a mettere questa riga? Il sistema fisiologico è sempre quello, il sistema neurocettivo e la neurobiologia è sempre quella. Perché non dovrebbe avere senso anche il carcinoma aduttale? Perché non dovrebbe avere senso la CID? Perché non dovrebbe avere senso l'asma, l'ipossia, l'ipercapnia, la tosse, la dermatite? Perché? È chiaro che non è così, ce l'hanno tutte. Tutti questi sintomi un senso, molto diluendo, e sono tutte manifestazioni di una certa precisa fase di un programma biologico che viene acceso in un determinato momento in cui l'organismo sente che non può far fronte alla situazione con una fisiologia ordinaria. Punto. Le leggi biologiche vi dicono come prima cosa questa, e questa che cos'è? È la quinta legge. La quinta legge che ti dice ogni manifestazione, fenomenologia biologica mostrata quindi dalla natura è sensata. E sì, allora lo shock anafilattico che mi ammazza e l'infarto? Anche quello. Perché questo sensato ha una gerarchia.
La vita funziona per livelli. Prima di tutto si deve preservare proprio l'intera rete della vita. Questa è la prima cosa che va salvata, perché se si salva questa, da questa sempre rinasce vita. Sotto c'è eventualmente un ecosistema, una nicchia ecologica. Sotto c'è una specie. Per ultimo c'è l'individuo. Per tutto quello che può, la natura cerca di salvarti, ma se ti dimostri inadeguato biologicamente a stare al mondo e a portare avanti la tua specie, ci sono dei programmi che in certi momenti, in certe durate, in certe entità come massa conflittuali, prevedono il fatto che ti fermi. Ma è biologico. Io adesso non posso entrare qui stasera nei programmi biologici e in tutte le... Adesso uno si alza la mano e quindi la cistite, l'altro e quindi la leucemia. In quel caso chiedo aiuto a dei colleghi che mi aiutano a rispondere, perché c'è gente qui dentro che ne sa molto di leggi biologiche, grazie a Dio. Ma è soltanto per farvi capire, da un punto di vista proprio meramente epistemologico. Ragionate in questi termini. Così come ha senso la risposta che attuerò con le 5-6 tigri incazzate, se una mattina mi sveglio e piscio sangue, ho la cistite, oppure mi viene qua la psoriasi, oppure qualunque cosa, c'è un senso. Uno dice, beh, cosa me ne faccio di questo? Perché tanto male sto e quindi? Ci sono due quindi. Ci sono delle situazioni sintomatiche che hanno ovviamente una necessità di essere gestite, tipo uno shock anafilattico, o magari anche un infarto, perché c'è un'urgenza oggettiva, rischio di morire o pochi secondi, non lo so, varie. Altre che non hanno un'urgenza oggettiva ma hanno un'urgenza soggettiva, cioè la persona con quel sintomo non si sente al sicuro e ne attiva altri e quindi c'è da ascoltare e rispettare quella precisa e unica sensibilità. Io posso anche dire, signora, guardi che se anche le sta uscendo il pus dal capezzolo perché la sua ghiandola mammaria sta facendo una soluzione in cui il tessuto in eccesso sta venendo necrotizzato, caseificato, e quindi è normale, ma questa donna non ha abbastanza integrato ancora in se stessa questo tipo di conoscenze, quindi non tollera questo. Devo fare i conti con questa cosa e quindi seguire e ascoltare la sua precisa, unica esigenza. Certo, se ce la fa, lo so che ci guadagna lei, ma magari non ce la fa. E il non farcela potrebbe far sì che quindi attiva altre percezioni, altri programmi biologici, che è quello tipicamente che succede spesso in sede di diagnosi. No? Il medico che non conosce questa mappa di lettura, che in realtà non è un'interpretazione, è la fattualità delle cose, perché nessun medico vi direbbe che siete malati perché avete attivato delle risposte perché sono entrate le sei tigri incazzate, no? Solo che quando le 6 tigri non si vedono, ma al posto delle 6 tigri c'è una moglie rompicoglioni che da 25 anni sta con me, un figlio che non se ne va di casa, il mio capo ufficio che mi odia, eccetera, eccetera, quella roba lì non la vede nessuno e quindi, ma sa, è il corpo che non va bene. Come se il bernocolo, dopo la mazzata, fosse qualcosa da curare. Il bernocolo è la cura. Edema, iperafflusso di sostanze nutritive, di riparazione, fibroblasti, leucociti, quello che volete, per accelerare e riparare. Il problema dov'è? È il bernocolo? Semmai è la mazzata. O peggio, è il fatto che continui a dare la mazzata sullo stesso punto. E qui c'è tutto il tema delle recidive, eccetera, eccetera. Sto facendomi un'infarinatura. Però dicevo urgenza oggettiva, urgenza soggettiva, oppure nessuna urgenza. E quindi semplicemente dico, caspita, grazie che mi hai detto questa cosa, perché adesso so dove sono nella curva bifasica, per dire, no? Facciamo giusto uno schizzo. Questa è la mia fisiologia normale quotidiana, attività, simpaticotonia di giorno, vagotonia, rilassamento, recupero di notte. A un certo momento succede qualcosa
per dire, la simpaticotonia viene schizzata in alto ovviamente, durerà quello che durerà, un bel momento arriva qualcosa che me la fa risolvere e poi qui di seguito, la vediamo dopo, c'è una parte dove finalmente recupero tutta la fisiologia speciale che ho dovuto mettere in atto qui. Che caldo che fa oggi, apro il frigo, una bella bottiglia di roba fresca, la bevo, penso che sia Sprite, invece è ammoniaca. Cosa succede? Se non succedesse questo, cioè una risposta biologica che cerca di salvarmi la vita attivando per esempio una peristalsi inversa e farmi vomitare tutto, io sono morto. E se anziché essere una peristalsi inversa fosse una peristalsi diretta, cioè che mi fa fare l'ammoniaca tutto il tratto del tubo digerente, sono morto. Quindi guardate quanto è intelligente. Ma sai, mio figlio continua a vomitare. Vai a vedere qual è il boccone, qual è il problema. Sto facendo degli sketch, perché ripeto, per entrare in questa roba qua ci vuole un po'. Però, tipicamente, se io proseguo la curva da qua, qui c'era la simpaticonia, qui quando vado in soluzione, quindi mi rilasso, tipicamente poi le leggi biologiche ti fanno capire che non c'è una banale vagotonia, ma c'è una vagotonia che è scomposta in due parti. Questa si chiama CL, conflitto lisi, questa si chiama CA, cioè conflitto attivo, questa la chiamano DHS, vabbè, vuol dire semplicemente è la sindrome di Dierkamer, cioè è il momento in cui entrano le tigri incazzate. Adesso non mi dilungo. Queste due fasi si chiamano post-conflitto lisi A e post-conflitto lisi B. E questa qui si chiama crisi epilettoide e riguarda tutti quei fenomeni di spasmo, di contrazione, di praticamente espulsione in qualche modo e di riepilogo della massa conflittuale che è stata accumulata qua per completare il processo. Non entro in ulteriori dettagli perché sono cose da... Vi dico semplicemente che la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte dei sintomi sono qua. Qui quando ho la febbre, quando sono stanco, quando ho il prurito, quando mi sento sfinito, quando ho l'edema, eccetera, eccetera, quando c'è l'infiammazione. Ma quindi praticamente possiamo sapere che, grazie, dicevo prima, che mi hai detto questa cosa, perché ora so dove sono e quindi sto già capendo che se sento un certo sintomo ho già risolto. E però questo sintomo mi capita diverse volte, al mese. Benissimo, dovrai cercare di andare a capire che cosa attivi diverse volte, molto semplificando, perché, ve lo dico, c'è un mondo poi dietro questa cosa che riguarda quindi un altro modello epistemologico, cioè un altro livello. Le 5 leggi vi dicono che se le tigri incazzate le percepisco in un certo modo, attivo un certo programma. Se le percepisco in un altro, ne attivo un altro. Così come se io sto camminando, no? E inciampo in un gradino, non è che mi viene un colpo di tosse. Io attivo immediatamente un programma motorio che mi fa mettere davanti le mani, mi fa evitare di cadere in modo da farmi male, lo fa tutto automatico. Quindi c'è sempre il senso, nel senso che quello lì non è, vedete, stress. Perché lo stress non vuol dire niente. Lo stress ha un colore. C'è una bella differenza se essere stressati da 6 tigri che mi seguono o sono stressato perché non riesco a prendere un boccone, sono stressato perché sto cadendo, sono stressato perché mi minacciano nella mia integrità, sono stressato perché non riesco a marcare il mio territorio. Sono tutti stress, ma che vuol dire? Devo dare un colore preciso e questo colore preciso è rispecchiante una funzione biologica precisa. Questa roba non è un'opinione, questa roba è un fatto, che ci piaccia o che non ci piaccia. Io dico sempre a tutti, o vi studiate queste cose o rimarrete sempre a non sapere perché vi succede, cosa dovete fare, dottore mi dica. Non siete autonomi. Quindi dicevo, che bello che mi hai detto questa cosa perché so dove sono e quindi posso valutare cosa fare in funzione di urgenza oggettiva, urgenza soggettiva o aspetto. Io mi sono fatto negli ultimi 3 anni già
tre volte o quattro volte dei bei febbroni da 10-12 giorni a 41, non ho preso nulla perché so che se prendo qualcosa non faccio altro che abbassare questa, ma l'allungo. E lo dico, ma io ho voglia di fare presto, quindi è sopportabile per me. Sì, vedevo un po' i draghi, però i draghi gli altri, quelli viola. però ecco, per la mia resistenza io avevo capacità di sopportare. Un altro che non ha capacità di sopportare la febbre 41, benissimo, prenditi quello che vuoi, prenditi l'aspirina, paracetamolo no, vi prego. Però l'aspirina che ha una buona dinamica, o anche un po' di cortisone, eccetera, non sto dando prescrizioni mediche, ma solo far capire. Te la gestisci tu, però sai dove sei, sai cosa stai facendo. Boh, è una cosa, è un'altra roba, è un'altra gestualità, è un altro mondo. Ora, per chiudere il discorso, tanto non è che vado avanti su questo, uno potrebbe chiedermi, ma perché quindi, scusami, a livello di scienza questa roba, se è così anche oggettiva, non è diffusa, non è condivisa e non è utilizzata? Signori, la scienza oggi ha a che fare col misurabile. Le 6 tigri incazzate le posso misurare, nel senso che le posso oggettivamente vedere, ma il come le percepite no. I significati non si misurano. Questo è il grosso problema metodologico, tale per cui parlare di programmi che dipendono dal significato è praticamente epistemologicamente ancora impossibile all'interno di una scienza degradata a tecnica e peraltro affetta da dei bias ideologici, economici e anche in qualche modo etici grossi. Perché è chiaro che se io poi faccio capire alle persone che quello che io trovo come batterio, come fungo o come virus, quello che vuoi, esosomi, eccetera, che lo trovo qua, tipicamente, e gli faccio capire che questi qua stanno facendo un lavoro per noi, non ho più il nemico pastoriano contro cui dare e vendere la mia arma, il mio antidoto, che in realtà non è che uno che sa legge biologica, allora no, non si usano mai più antibiotici, non si usa. Ma per carità, ci sono dei momenti dove la massa conflittuale è stata molto grossa e va benissimo gestire la vagotonia con un antibiotico. Chi ha detto di no? L'importante è sapere che cosa stai facendo. Oppure, ma per dire, se capisco che il mio seno sinistro caseificato che fa il pus e che è stato diagnosticato come tumore alla mammella, carcinoma, in realtà è una soluzione. E che quindi in questo senso biologico non possono esistere cose come le metastasi. E se io vedessi attivare processi in altri tessuti è solo perché ho attivato altri sentiti biologici. Capite bene che magari uno capisce anche che dice, ma perché ti devo avvelenare con una roba, no? Che chemioterapia, roba così. Non serve. Facciamo pure una gestione del sintomo, qualche farmaco, qualcosa, ma perché ti devo avvelenare? Oppure se so che un'altra cosa è una cicatrizzazione di un tessuto, ectodermico per esempio, perché devo fare quello? Ecco, è come dire, un lavorare col corpo, non contro. Anche con rimedi farmacologici, va benissimo. Cazzo, quando hai una colica renale, parlo per esperienza, e non c'è qualcuno che ti fa una morfina, in certi casi, stai veramente male, cioè ti rotoli per terra, altro che i draghi. Benissimo, ben venga la farmacologia, cioè l'idea che le 5 leggi biologiche siano una medicina alternativa è una cazzata assoluta. Le leggi biologiche sono semplicemente un'alternativa alla medicalizzazione, alla narrazione medicalizzante, ma sono uno strumento che permette al medico di lavorare al meglio e in sintonia col paziente come unica persona,
irripetibile, come soggetto senziente, come qualcuno con cui rapportarsi e vedere quali sono le sue esigenze e la sua storia, quindi ciao protocolli. E al paziente, ormai magari non più paziente ma utente attivo, permette di sapere che il corpo non è mai contro di sé. Sono cose molto importanti da sapere. Sapete quanto disagio e quanta altra attivazione biologica si ha a valle di diagnosi di un certo tipo che ci fanno sentire come se fossimo, come dire, ostaggio del nostro corpo? Tutta questa cosa la si scioglie, ma perché si conosce, non perché ci si affida a qualcosa, si crede a qualcosa. C'è da credere a niente, c'è da cominciare a studiare un pochino e poi lo verificate tutti i giorni. Verificarlo. Semplice. È chiaro che magari bisogna essere un po' seguiti perché non è una cosa semplice da studiare. Ecco, chiudo dicendo che se vi interessa approfondire alcuni concetti da un punto di vista di filosofia della scienza, da un punto di vista anche di denuncia e di critica di certe prassi tecnocratiche, queste cose io le ho scritte in questo libro, che si intitola Miss in coscienza, ancora gravida? Domanda. Sottotitolo Critica al delirio biosintetico antinatura. Lo dico semplicemente perché sono state sviluppate piuttosto bene con metodo e potrebbe fare piacere a qualcuno avere la calma di sfogliarsi qualche pagina e di avere il tempo di metabolizzare dei contenuti. Per quanto riguarda il resto, io posso fermarmi e vi ringrazio e sono disponibile per un interplay. Grazie. Ciao. Può essere in qualche modo verosimile la teoria che porta l'inizio di questi 2 anni che abbiamo vissuto ad un'arma biologica? Quello che al più è stato utilizzato è proprio questo, ma io cambierei l'aggettivo da biologico a chimico. Cioè che se in qualche caso è stato sparso qualcosa, è la stessa cosa che se io prendo e sintetizzo del veleno di ape e lo metto in polverina in un sacchettino e lo lascio in un supermercato, vai tranquillo che un po' di gente all'ospedale che se lo respira la mando. Quello che va da destrutturare, che è da destrutturare è proprio questa idea del se te lo sei respirato te, poi vieni a casa e lo attacchi a me. No, o me lo respiro anche io o non ho sintomi. E infatti quante volte abbiamo visto casi di persone che, ma caspita, ha dormito con suo marito tutte queste notti e lei finita in ospedale e lui niente, o il contrario. Per esempio, no? Ecco, quindi sì, è già stata fatta. Cioè il fatto che riconoscono magari certe sequenze proteiche in questa roba qua, è proprio che è sicuramente qualcuno ha fatto qualcosa. Io le chiamerei però armi tossicologiche in senso generale. Okay. E quindi all'interno di questa logica? All'interno di questa logica significa che quando tu entri in contatto con una tossina, parte un programma che chiaramente ha un senso, ovviamente, che può dover essere gestito, però che lo gestisco tanto meglio se faccio certi passi e non ne faccio altri. Ti faccio un esempio. Se io sono una vecchietta e un bel giorno mi trovo con un po' di asma, un po' di tosse, ma sono 6 settimane che alla televisione ascolto che quei sintomi lì sono esattamente il preambolo della mia morte, io ti posso garantire che di queste curve ne attivi 20 su un sacco di tessuti. E cosa succede? Chiamo il medico, non mi risponde perché hanno tolto la medicina in territorio. Vado al pronto soccorso, magari c'è da aspettare 12 ore. Poi fanno il tampone. Come viene il tampone? No, positivo. Basta, anatema di morte. Comincio a abbassare la saturazione, ma in realtà in maniera assolutamente gestibile. Ma poi cosa fanno questi? Che ti misurano la saturazione col saturimetro transdermico, cosa che è sempre stata chiarita da non utilizzare quando sei in stati di tensione e di ansia. Ma perché? Provate a farmi la saturazione a me adesso che ho le mani fredde. Mi dà qualcosa che non rispecchia la mia reale saturazione dell'ossigeno. E quindi cosa succede? Signora, ma lei ha 86 di saturazione. Se fosse così sarebbe già morta da 2 giorni. Però aumenta il panico, comincia a respirare sempre peggio, poi arriva il CPAP,
poi il CPAP ti secca la gola e quindi questa gente cominciava a volerselo togliere, non li gestivano più, cosa fanno? Morfina. Morfina, attivi tutta l'adenoipofisi, profugo, edemi doppi, cominci ad andare in un buco da cui non esci più e poi di cosa sei morta? Grazie. Prego. No, non si sente in camera. Scusa, è una roba veloce. La Francesca fa le cose fatte bene. Vai. No, volevo sapere solo per quanto riguarda il 5G, se c'è qualcosa, qualche correlazione con... È un'altra dei regalini che fanno parte del pacchetto, insomma. È un'altra di quelle cose che vanno collegate a tutte le altre, vanno collegate alla geoingegneria, vanno collegate alle armi tossicologiche, vanno collegate ai sieri, eccetera, eccetera. Potrei dire diverse cose. Ci sono diverse... io purtroppo questo ovviamente da un punto di vista personale non ho mai potuto verificarlo, ma ci sono diverse fonti che hanno sostenuto che nei momenti critici di Bergamo e Brescia erano state accese in maniera a regime, quindi non come stanno operando ancora adesso, queste installazioni. E non solo lì. Allora, faccio una precisazione perché sennò rimanete confusi. Il capire che un certo processo biologico è acceso dal sentito animale, insomma, no? Proprio il sentito neurovegetativo, ci fa capire che, per esempio, la questione delle sostanze cancerogene o delle radiazioni non è che è liquidata, ma va riscritta, va vista in un altro modo. Spiego meglio. Se io vado in una centrale nucleare dove c'è stato un guasto e sono esposto a delle radiazioni, per farla veloce un attimo, no? Queste radiazioni hanno una certa frequenza che dipende dal tipo di isotopo che sta decadendo e dal tipo di schermatura che in quel momento era in vigore e quant'altro. Il tipo di frequenza che c'è è una frequenza che in qualche modo non è ugualmente assorbita da tutti i tessuti, cioè nel senso ci sono precise, allora stiamo parlando nel caso di sostanze radioattive, stiamo parlando di raggi gamma, qui stiamo parlando di frequenze molto alte che sono in grado di entrare in risonanza e quindi di essere assorbite da strutture molecolari o atomiche piuttosto piccole, per esempio anche atomiche. Prendo per esempio, non so, se c'è una frequenza che è particolarmente assorbita dallo iodio, dico una cosa a caso, è chiaro che per esempio il tessuto tiroideo vedrà una quantità di eventi, come dire, di disordine provocati dall'assorbimento di questi fotoni nel range gamma maggiore di, per esempio, quanto non possa accadere su un muscolo. Questo evento è certamente una DHS, meno male, nel senso che è un insulto biologico, come quello che, voglio dire, se prendo del cibo avariato è un insulto biologico. L'importante è capire che non è che la diarrea me l'ha fatta fare il cibo avariato, oppure la leucemia me l'ha fatta fare la radiazione, cioè nel senso, qui c'è il problema che io ho affrontato nella mia ultima pubblicazione, che si intitola Relazioni e causazione nella materia vivente. Rivedere alcuni metodi nelle scienze della vita, cioè se io sono un cadavere e quella roba lì arriva, non attiva nessun tumore. Quella roba lì fa fare una reazione che sul momento è la reazione locale, cioè disgrego, rompo alcuni legami, ionizzo alcune specie atomiche, eccetera, eccetera, quindi creo dei radicali liberi. Perfetto, questa è la reazione. Avverrebbe sia che fossi vivo, sia che fossi un cadavere. Ma finisce lì? E se sono un cadavere sì, ma se sono vivo attivo la risposta.
che è una risposta di riparazione o comunque di difesa. Se è un tessuto antico, adesso non ve l'ho detto, ma i nostri tessuti si dividono in tessuti recenti e tessuti antichi, diciamo, quindi che hanno una derivazione embriologica molto più antica rispetto all'albero filogenetico. Se è un tessuto antico, comunque, per parlare veloce, cresce in questa fase e lo fa come risposta, lo fa come difesa. Se invece è un tessuto recente, in questa fase va in necrosi e poi qui ripara, magari con edemi e con aumenti. Questo è il caso, per esempio, della leucemia. Ma la leucemia non è che me l'ha provocata quella radiazione lì. La radiazione ha provocato un insulto tale per cui il mio midollo osseo è andato in shrinking, in fase attiva, e in fase di soluzione deve riparare. Quindi c'ha un edema. È gestibile questa cosa, in realtà. E se sapesse, se togliessero, per esempio in questo caso, l'anatema di morte associato alla leucemia, che può essere fulminante, va bene, lì è come non ce la fai perché la massa conflittuale è troppo grande, non ce la fai gestire l'emocromo o quant'altro, ok. Questo è un altro discorso. Non è che, cioè, se cado dal primo piano magari mi salvo, se cado dal settimo no, ma non è che vuol dire che allora il corpo è stupido, fa quello che può, ma è per capirsi, no? Cioè se questa curva qua è così, il mio corpo potrebbe non reggere questo, perché questa massa qua è stata così, ok? Allora, capire questa differenza, cioè quel sintomo lì è la risposta, da gestire va bene, sì ok, però è la risposta, la faccio perché fa parte di un programma bifasico 1 e 2 che ha senso biologico 1 e 2. Quindi, quello per rispondere al 5G, questo vale anche con radiazioni non ionizzanti, che ovviamente hanno altri range di assorbimento, quindi interessano altre strutture, non staremo più parlando di ioni, atomi, no? Nuclei che vengono ionizzati come dalle frequenze gamma, ma staremo parlando magari di cellule, membrane cellulari, tessuti, no? Che a seconda della frequenza vengono irritati, vengono in qualche modo stimolati da questo, e avrò poi delle risposte. Allora, cosa voglio dire in questo? Ah, chi se ne frega, quindi se c'è il 5G va tutto bene. No, sto dicendo, meno attiviamo di questa roba, tanto meglio. Quindi io sono assolutamente contrario a questo dannato inquinamento elettromagnetico che ci sta appestando. Vi sto soltanto però dicendo che anche se succedesse, lo dico per non andare in panico, cioè nel senso, per esempio, come si dice a me, vado in una stanza magari pieno di wifi, dopo quando esco c'ho un po' di mal di testa e un po' di assestamento, perché ho avuto questo tipo di esposizione, ma non è che vado in paranoia, oh Dio adesso viene il tumore alla testa, se a furia di sto sentito magari poi un bel giorno senti questo e ti viene qualcosa che ha un senso con questo tipo di sentito, che non è detto che sia la testa, perché dipende da come senti. Però ecco, spero di averti risposto. Cioè, sicuramente c'è un problema e poi vabbè, se parliamo del giochino che possono fare quelle radiazioni con i fantastici possibili dispositivini che ci sono dentro ai sieri, quello sarà tutto da vedere, che ovviamente non sono in tutti i sieri, questi qui l'hanno fatta da furbi, cioè, se no, se la gente moriva come le mosche, se mangiavano tutti la foglia, eccetera. Col tempo però capiremo qualcosa in più. Beh, grazie però per essere stati così attenti e così sacralmente dediti. Allora io volevo chiudere insomma, poi se ci sono altri che vogliono parlare, ma raccontando una piccolissima cosa, ho conosciuto una signora anziana, conosco una signora anziana che ha 90 anni e che nel 2020 ha preso il Covid, ricoverata, dice sai, insomma, così, sì, sono stata male, però mi sono detta, Signore, se questo è l'ora mia, ok, e mi sono messa a cantare le canzoni che cantavo quando ero giovane e sono guarita. Questo per me è stata una cosa meravigliosa, cioè il potere della... È lasciar fare alla curva bifasica, esatto, e prendersi il tuo tempo. E questo è stato bellissimo, quindi questa coscienza. Distrarsi anche, no? Dalla malattia. Distrarsi dalla... Certo. Ecco. Allora,
Ti volevo chiedere, prima hai detto che ci sono altre fonti di energia che comunque non conosciamo, oppure ho capito male? Parlavo di di possibilità. tecnologie che ci permetterebbero di avere un'autonomia energetica sicuramente. Insomma, vabbè, questo è anche un discorso molto lungo, ma insomma, io qualcosina sto cercando di fare con le mie limitatissime tasche, ma insomma adesso fra qualche mese magari ci sarà qualche Poi ci farai sapere qualcosa in più, ok, sì. Grazie. Volevo farti una domanda anch'io. Certo. Ma quello che muove tutto questo delirio, cioè alla fine che cos'è? È qualcosa che è umano o, o va oltre? Mi volete proprio male a farmi questa domanda. È una domanda classica. Qualcuno di voi conosce i lavori di Mauro Biglino? Ok, ho risposto. Beh, posso dire qualcosa in più, nel senso che ci piaccia o no, ripeto, ci sono tante cose che magari la verità a volte non è che ci piace, però insomma se una cosa siamo sicuramente il risultato di un lavoro genetico che è stato fatto e questo non cioè, allora poi magari c'è gente che si dice ma qui lascia la natura ha le sue storie, i suoi territori, non toglie niente, siamo meravigliosi lo stesso, cioè c'è senso comunque, è andata così e va bene. Siamo un esperimento interessante, direi, ecco. Allora, è evidente, io vi dico, io ho studiato la natura a partire dalla coerenza elettrodinamica e vi dico che nella natura non esisterebbe la possibilità di produrre una specie che sia in grado di fottere tutte le altre e di distruggere l'ecosistema intero. Questo in realtà è qualcosa che l'essere umano è in grado di fare, che ha dimostrato di poter fare e a volte di voler fare, più o meno consciamente. Quindi questa è già una prova piuttosto forte del fatto che proprio tutti di qui non siamo. Ci sono documentazioni anche nelle scritture sacre abbondanti che già da diversi poli culturali che ci fanno capire alcune cose per chi ha voglia di provare a sporgersi come dire, senza chiudere in modo preventivo e dire no, non voglio sapere. Beh, prova a contemplare l'ipotesi. C'è un altro aspetto genetico che è importantissimo, che voglio dire, se voi guardate il nostro cromosoma 2, è esattamente la somma del cromosoma 1 e del cromosoma 2 dei primati. Questa giunzione è possibile soltanto tramite una cosa che si chiama traslocazione robertsoniana. In natura ha una probabilità su 25 miliardi di succedere. Ed è una di quelle tipiche tecniche che anche in ingegneria genetica si adottano per evitare l'ibridazione, nel senso che se una specie ha 47 cromosomi e l'altra ne ha 46, sei bello tranquillo che questa si fa la sua strada. E pare che questa implementazione sia avvenuta intorno a circa 100.000 anni fa. Viviamo nella menzogna? Sì, viviamo nella menzogna perché tutto quello che ci è stato raccontato sulla storia dell'uomo, l'antropogenesi, è un'emerita balla. Questo mi sento di dirlo. Siamo senz'altro, è possibilissimo che siamo un risultato di qualcun altro, di un lavoro che qualcun altro ha fatto, con sicuramente degli strumenti e una conoscenza delle leggi della natura molto profonda, però forse che magari eticamente non è così stimabile, ecco. Quindi la possibilità che la radice, per rispondere alla tua domanda, la radice di tutto questo movimento è molto probabilmente non umana, nel senso che io penso che nessun essere umano, per quanto nel delirio di potenza, onnipotenza, sarebbe in grado in qualche modo di foraggiare prassi che alla fine distruggerebbero la biosfera e che quindi fotterebbero lui stesso. Quindi sono sostanzialmente propenso a lasciare aperta questa possibilità e in realtà a farne anche una risorsa, cioè nel senso è andata come è andata, è successo quello che è successo. Penso che l'essere umano in realtà da un punto di vista proprio innato
abbia la potenzialità di essere nel bene assoluto, cioè proprio di muoversi con una coralità e un'empatia verso tutto quello che lo circonda e che gli è dentro assolute, e lo hanno dimostrato diverse culture, che non sono la cultura occidentale, la cultura tecnica. E quindi io direi di far leva su questo. Io insisto sempre sul recuperare il sentimento della natura, nel senso che per il destino in qualche modo che ci è stato riservato, perché appunto tenendo buona questa possibilità di manipolazione da cui poi si è generato quello che siamo noi, io credo che ci sia la possibilità proprio di dire benissimo, allora mentre un leopardo innatamente ha delle dotazioni biologiche che lo fanno essere perfettamente al suo posto e a fare contemporaneamente quello che può, quello che vuole, quello che deve, e mentre invece noi siamo sempre splittati nel nostro essere tra voglio, devo e posso, abbiamo però la capacità di questa meta-osservazione, quindi l'osservare da fuori, il poter essere consci di ciò che stiamo pensando, provando, di ciò che stiamo dicendo, di ciò che stiamo agendo, e questa è la risorsa tramite la quale io credo dovremo completare quello che Hegel chiamava il ciclo ermeneutico, cioè da un rapporto ingenuo e arcaico con la natura, totalmente simbiotico, nel senso che addirittura quasi come madre bambino che non si riconosce l'alterità, a una fase alienata in cui siamo ancora adesso, quindi dove l'uomo pratica una oggettivazione del reale e quindi strumentalizzazione del reale, a ricomporre questo ciclo ermeneutico di una sintesis, quindi tesi, antitesi, sintesis, ovviamente su un piano dove ritorniamo alla natura, ma il cerchio lo guardiamo così, quindi è su un piano più alto, cioè quello dell'autocoscienza. Questo è un qualcosa che secondo me è la ricetta per arrivare ad agire quello che io nel libro chiamo un sacro e un sano contegno, nel senso che è lo stesso che a certe culture che avevano questo sentimento della natura forte ha permesso per esempio di fare archi e frecce, ma non di distruggere un ecosistema, pur mantenendo la propria dipendenza dalle risorse, in equilibrio, in armonia. Quindi quel qualcosa che ti dà la misura, che non è imposta dall'alto per moralità, per religione, per obbligo, per norma, ma proprio perché, come dire, come quando sei nel tuo orto e ah che bella, c'è questa insalata che è pronta, no? Come dire, ti tiri via le foglie che ti servono e non è che ti tagli tutta l'insalata perché, che ne so. E quindi un po' la stessa cosa, quindi questa sensibilità richiamerebbe, quindi risveglierebbe una gestualità, secondo me, una gestualità proprio di possibilità di agire tecnicamente, ma sempre con una vigilanza, con una coscienza che permetta sempre di dire ma prima viene questo, prima viene la rete della vita. E quindi la tecnica sia uno strumento e mai un fine. In una società del domani il denaro anche non servirebbe neanche più, nel senso che in casa non è che voi lavate i piatti in base a quante volte vostra madre ha portato fuori la spazzatura o se quello lì ha fatto i letto, cioè a chi serve cosa e ce lo si dà, e ce lo si dà nel modo più efficiente, più rispettoso dell'ambiente possibile. Io ho un sacco di banane, io guarda c'ho un sacco di zinco. Dare quello che serve a chi serve e valutando a che cosa serve e se questo a che cosa serve è logico bio, cioè se è un qualcosa che ci destina a applicare, a fare qualche cosa che uno servono veramente, non secondo moda, per ricollegarmi prima, due se servono veramente che le si agisca con una gestualità che sia capace di contegno. Io credo che se si fa questa educazione, questa maieutica al proprio interno, dove si porta fuori questo radicamento con la natura, questa misura che non è protocollabile, non è normabile, non si può sancire con una legge dove scrivi allora da qua a qua va bene, da qui a qui no, ma ogni volta è contesto dipendente perché la natura funziona così, io credo che questa cosa sia assolutamente generabile. È ovvio che bisogna fare un lavoro enorme
di pulizia e buttare via un sacco di pattumiera in cui siamo immersi, che ci fa identificare con della roba che non serve a niente nel migliore dei casi e nel peggiore dei casi ci distrugge e distrugge anche tutto quello che serve a noi stessi per essere vivi. Fatta fuori tutto un certo equilibrio ecosistemico, non c'è più niente, non c'è più storia. E poi io dicevo sempre che bisognerebbe capire che la più grande e straordinaria forma di tecnologia è il vivente. Non ci sarà mai nessuna macchina che diventa cosciente. Questa è l'idiozia dell'intelligenza artificiale. Quale intelligenza? Sono macchine deterministiche. Possono semplicemente operare algoritmi su una base pregressa, mentre il vivente si muove sempre come concerto di causalità e teleologia, sempre in costante dialogo tra ciò che mi ha prodotto e qual è il mio fine. Questa cosa non è possibile da farsi all'interno di un sistema deterministico, anche se fosse un computer quantistico, perché è una struttura chiusa. E quindi, vabbè, ci sarebbero un sacco di altri discorsi. Grazie. Volevo dare una piccola testimonianza sul fatto che se conosci puoi scegliere. Nel 2011 è morto mio padre, però gli ho fatto un regalo immenso. Gli ho regalato 2 anni e mezzo di vita straordinaria come lui ha voluto viverla. Nel 2008 gli è stato diagnosticato un mesotelioma pleurico, quindi ovviamente primario di oncologia, subito cominciamo, un po' di radioterapia, un po' di chemio, eccetera. Io accompagnavo i miei genitori in quel frangente e chiesi, mi scusi, ma mio padre guarirà con questa terapia che lei gli sta proponendo? E lui mi rispose, sa signora, guarire no, ma eccetera. E allora gli ho chiesto io avrei voluto strangolarlo veramente, perché dire che hai un mesotelioma, che poi era anche uno stadio avanzato, e dire passerai i tuoi ultimi mesi in ospedale, secondo me è da criminali. Però io mi sono trattenuta, c'erano i miei genitori e quindi gli ho detto, ma e se noi invece stessimo, aspettiamo un attimo, vediamo un attimo come evolve. Quel momento c'è stata la sorpresa, perché sembrava quasi sollevato. E allora si è rivolto a mio padre e ha detto, guardi, sua figlia ha ragione, aspettiamo un attimino a vedere, poi eventualmente penseremo a delle cure palliative. Quindi sapeva già dove voleva andare a parare. E il giorno dopo ho chiesto un colloquio privato a questo primario e gli ho detto, adesso lei per cortesia mi dice l'aspettativa di vita di mio padre con questo tipo di tumore. È uscito dallo studio, è tornato dopo 10 minuti, mi fa 5-8 mesi. Qualcuno può arrivare a 11. Gli ho detto, ma mi scusi un attimo, sapendo questa cosa qui, ma con che coraggio voi date questo tipo di cure sapendo che ruberete gli ultimi mesi di vita dei pazienti che potrebbero viverla in modo più dignitoso, in modo diverso? E lui mi ha risposto, sa signora, quando vengono da noi si aspettano una cura. Ovviamente mio padre si era quasi arrabbiato perché sembrava che avessi quasi detto non curatelo, però si è adeguato e quindi io volevo poi farlo curare, avevo già in un altro modo ovviamente con i nostri sistemi, avevo già contattato, però lui a quel punto ha deciso io non faccio più niente, quindi lui ha cominciato a fare la sua vita normale, andava a caccia, andava a pesca, andava a funghi e sono passati 2 anni in questo modo, altro che 5-8 mesi. Ecco. Dopo 2 anni e qualche cosa ha cominciato ad avere dolori, anche lì non mi ha ascoltato tanto, ma quando io lo portavo in ospedale per fare gli esami, i controlli, c'erano i medici che dicevano, ovviamente non davanti a lui, ma come fa a essere ancora vivo? E una volta io ho detto, forse sarà perché vi ho impedito di curarlo? E questo medico, mi ricordo sempre, mi rispose, signora, ha ragione, io ho fatto da assistente per 20 anni a quello di Milano, come si chiamava, quello della fondazione. Oh, sì, lo chiamiamo in un altro modo noi, ok? E dice, e non ho mai visto un mesotelioma pleurico guarire. E quindi sono riuscita a regalare, poi ovviamente passato qualche mese mio padre se n'è andato, però voglio dire gli ultimi 2 anni di vita li ha passati in modo veramente eccellente, vicino alla sua famiglia, facendo quello che gli piaceva. E ultima cosa, quelli lì erano ancora lì che cercavano dopo 2 anni dove poteva aver assorbito l'asbesto, perché continuavano a dire che l'amianto da qualche parte c'era e io dicevo guardate, l'amianto non c'è. Sì, sicuramente ha lavorato da giovane in un ambiente così. Quindi per dire che quando si conoscono le cose si ha anche la possibilità di scegliere, di decidere della propria e della nostra vita invece di delegare sempre tutto agli altri. Grazie a questa testimonianza faccio una chiosa su quello.
assolutamente. Visto che hai citato l'asbesto, è molto interessante, lo lascio proprio perché è una chicca piccola. Ragionate un attimo su cosa possa c'entrare l'asbesto con il mesotelioma pleurico. Se io respiro delle spicole di asbesto nei polmoni, qui ci sono il canale bronchiale, qui ci sono tutti i bronchi, no? Giusto? Adesso li ho fatti male, questi sono i polmoni. Se io respiro della roba, dov'è che va? Per prima. Va lungo i bronchi va negli alveoli, giusto? Quindi se io respirassi della roba come l'asbesto, dove me la trovo? Negli alveoli. Dov'è la pleura invece? La pleura è qua. Che funzione ha la pleura? Protezione del polmone. Tutti i danni che potesse fare una sostanza che arriva al polmone li fa partire dagli alveoli. Se li fa sulla pleura è perché lì c'è un sentito dove è stata minacciata l'integrità dei miei polmoni. Non può essere fatta dall'asbesto. Per quanto non sto dicendo respiratevi l'asbesto, ma tra l'altro l'asbesto, paradossalmente, in teoria è meno dannoso di molte altre cose perché è chimicamente inerte. Polvere di legno, di certi legni, chimicamente è molto più reattiva, o altri minerali. Quindi guardate, il dramma dell'asbesto nel Piemonte, il Vercellese, è partito quando è cominciato a venire fuori la campagna giornalistica sui quotidiani di questa minaccia e sono fioccati i mesoteliomi pleurici, chissà come mai. In concordanza con quello che hai detto, ho voluto lasciarlo perché è proprio importante questo, cioè vedi, non è un'opinione, è qualcosa che se uno si mette lì e ragiona, dove diavolo è la pleura e dove è che finisce l'asbesto, 2 domande se le fa. Comunque grazie Francesca, grazie. Ho sempre sentito parlare che il mesotelioma pleurico appunto deriva dall'asbesto, quindi dall'amianto, no? Ho seguito anche un po' per curiosità personale quello che è successo nel Vercellese, no? L'Eternit in sostanza, no? Tutti questi lavoratori, storie che per esempio è morta la signora del panificio perché arrivavano tutti gli operai dello stabilimento a prendere il pane a mezzogiorno, erano tutti sporchi, pieni di amianto e quindi lei praticamente si è respirata sta roba qua. Allora non capisco più adesso quello che mi dite voi, mi sto meravigliando di questa cosa. Spiego subito. Cioè, com'è la storia qui? Se io sento che quello che sto respirando è una minaccia di morte per la mia salute, io attivo un programma biologico. Se il mio sentito animale è l'integrità dei miei polmoni è minacciata, io in fase attiva dovrò aumentare la struttura deputata alla protezione dei miei polmoni. Se lo fai da un'altra parte, tipo sul derma, si chiama melanoma. Se la fai da un'altra parte, si chiama basalioma. È tutta semplicemente roba come foglietti antichi, cioè come tessuto antico, arriva l'insulto, in fase attiva cresce, e in realtà dopo verrebbe caseificato o incapsulato. Il problema è tutta la diagnosticazione che viene fatta di questo e la terapia e tutto il sentito di malattia e di morte. Da quello che ho letto però, molti di questi poveracci sì, non hanno neanche saputo di aver avuto questo tumore e sono morti senza sapere neanche di che cosa sono morti, eccetera. Quindi tutto sto meccanismo qua, non so, mi è un po' strano. Lo capisco che le sembra strano. Non è che l'unica cosa è lavorare in una ditta di Eternit, l'unica ragione per cui posso attivare un sentito sulla pleura. E poi non è detto che siano morti di quello. Ci sono tantissimi programmi biologici che possiamo attivare e la morte può arrivare in migliaia di modi. Morire di mesotelioma pleurico è un po' difficile, nel senso che deve diventare una roba molto grossa tanto da impedirmi di respirare. È un po' il discorso, quante volte sentite morto di tumore? Ma in realtà i tumori che uccidono sono pochissimi. Nel senso che devi compromettere una funzione biologica vitale tale per cui non puoi vivere. Tipo,
Se io faccio un carcinoma duttale al fegato, grosso, con una massa conflittuale forte, ulcero i dotti in fase attiva e in soluzione questi vanno in cicatrizzazione, si spessiscono e chiudono il deflusso della bile, io posso andare in coma bilirubinico e muoio, va bene. Ma per esempio una tetta con un tumore così, come diceva maestro Marco Pfister, posso avere una tetta grossa così che me la porto sul carrello, ma come faccio a morire? Lo so, è un po' uno shake, non è facile digerire questa cosa, anche perché molte persone si sentono male non poter dare la colpa a qualcosa che le ha uccise, lo capisco questo e ne ho profondo rispetto. Non toglie niente, è semplicemente qua. Conosciamo un'angolazione in più e vediamo cosa riusciamo a tratteggiare di questo mondo e comprenderne aspetti un pochino più profondi. Purtroppo poi noi non siamo dentro le persone. Quante volte senti, ma no, ma la conoscevo, ma figurati, lei, una persona, non ho sentito niente. Sono sentiti intimissimi, il narrato verbale non c'entra niente. Io non sono neanche consapevole di quando vado in conflitto di non riesco a marcare il mio territorio dall'interno. So che ci sono andato dopo quando ho la colica renale, ma mentre ero lì mica ne sono consapevole. Se ne fossi stato consapevole, automaticamente non sarebbe stato acceso un programma autonomo. Perché vuol dire che la mia psiche cosciente sarebbe stata capace di gestire la situazione senza coinvolgere una fisiologia speciale. È un po' come dire che sono in grado di vedere il gradino in tempo e di evitarlo e fare un programma motorio volontario, anziché invece, cacchio, non l'ho visto e se non si attiva qualcosa vado giù in terra come un salame. Sono questi i due livelli. Però capisco la sua perplessità e capisco anche la sua sofferenza. Qui non c'è nessuno che vuole dare dello stupido a qualcun altro, ci mancherebbe. Si tratta proprio di provare un attimo a fare un reframe dei fatti, cioè il fatto è questo, no? C'è una persona che si è ammalata, che è stata male e che è anche deceduta. È un po' come nella scienza. Guardo il vetrino e vedo che il globulo bianco mangia il batterio. È un fatto, lo osservo. Il problema è come lo interpreto. È il sistema immunitario. I batteri sono il problema e i globuli bianchi li risolvono. Purtroppo è troppo semplice, perché la storia è un po' diversa. È quando sono qua, i globuli bianchi se ne badano bene di mangiare i batteri, li lasciano fare il loro lavoro, laddove è necessario, e li mangiano dopo. E addirittura qui il sistema, il cervello, li fa proliferare, cioè dà un segnale neurovegetativo di proliferazione di tutti questi operai pronti per quando arriva la soluzione, per esempio, non so, di un adenocarcinoma intestinale, a partire quei lavori di demolizione. Ma le epidemie di peste, la tubercolosi, che cos'è? Non è altro che il lavoro di tanti batteri che erodono in questa fase le masse fatte in eccesso qua, per il sentito del panico della morte. Panico della morte che in biologia è come dire mi manca il boccone d'aria, e se mi manca il boccone d'aria io ho pochi minuti di vita. Aumento il tessuto polmonare per darmi qualche chance in più e assorbire più ossigeno. Non è un'interpretazione simbolica, è semplicemente una lettura biologica delle cose. Quindi perché ho fatto questo esempio? Perché se io osservo le cose e vedo nel vetrino i batteri, oppure vedo i virus, ci sono i virus lì in coltura e dico che quelli sono la causa della morte cellulare, quella è una deduzione che è totalmente discutibile, perché potrebbe essere che quelli sono stati proprio secreti dalle cellule mentre muoiono. Ma non avrò mai modo di saperlo se non posso essere là dentro a guardare veramente il film. Facciamo anche finta che questa cosa non debba essere presa come una verità assoluta, ma saremmo di fronte a una scienza onesta se fossimo in una situazione in cui c'è disponibilità di discutere intorno a un tavolo di lavoro queste prospettive e di verificarle, mentre chissà perché si impedisce questo tipo di confronto e allora lì c'è qualcosa che non torna. Capisce cosa intendo? La sana speculazione che c'è sul diabete che viene diagnosticati ai vecchi che non ce l'hanno
E gli venne data questa medicina che sono andato a vedere negli Stati Uniti è prescritto come un oppiaceo. La sana questa? Non nel dettaglio, ma so di moltissime, diciamo, di moltissimi thread patologici che vengono sfruttati, per esempio magari abbassando le soglie di tollerabilità per fare la diagnosi di patologie tipo pressione, trigliceridi, colesterolo, glicemia, esatto. Sì, 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 a parte, vabbè, potremmo parlare anche del diabete. Certo, esatto, viene overdiagnosticato, scusate. Sì, scusa, volevo chiederti cosa pensi sulle campagne di prevenzione di tumori della prostata, del seno, dell'utero, che mandano a casa le lettere per fare tutta questa serie di Questa è un'ottima domanda. diagnosi precoce di questi, che dopo magari trovano un minimo, un sospettino e iniziano a fare tutta una serie di esami anche sulla prostata, che hanno detto che, insomma... Come aveva detto Natale Petti in un convegno anni fa a Presezzo, oggi esiste una sola forma di epidemia, che è quella dell'overdiagnosi. Noi siamo ammalati di overscreening, cioè creare diagnosi di gente malata attraverso gli screening. Cioè, anziché essere preventivi, sono predisponenti, nel senso che attraverso non so se avete visto il Dottor Knock, ovvero Le origini della medicina, è un film antico, cioè vecchio, degli anni 30, con Oreste Lionello anche, interpretato, basato su un romanzo di un autore francese molto bello, vi consiglio di guardarlo, lo trovate su YouTube, Dottor Knock con la K, ovvero Le origini della medicina. È divertentissimo, nel senso che fa vedere come si crea la medicalizzazione, del tipo, no, appunto, qui c'è qualcosa che non quadra, no? Uno ti guarda, quell'occhio, cioè io creo un'etichetta, poi dico questa è, e dai un nome, quando hai dato un nome è perfetto, sei a posto, questa è una medicalizzazione, quindi adesso per questo, e dai il nome, dobbiamo fare questa cosa qua, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi benissimo, è vero, il grosso problema oggi è proprio questo, essere agganciati da queste campagne di prevenzione e di screening, che vanno evase il più possibile, perché fabbrica del malato, certo, certo sì. Adesso sì, magari sentono, mi uccideranno, però questa è la verità. Anzi, Francesca, ti diranno di non farmi mai più parlare, nel senso che no. Quindi io posso respirare amianto? È come il fumo non è la causa del tumore. Io evito di respirare della roba che mi intasa gli alveoli, ma se mi succede mio malgrado, perché basta che andiamo in giro, non mi faccio la paranoia che dico, Dio, adesso mi viene il tumore, tutto qua. Poi non consiglio di respirare amianto, nel senso che cerco di... quello che è utile è respirare aria pulita, acqua pulita, cibo buono, perché il substrato biologico va tenuto bene. Più hai un substrato biologico in ordine, e più hai la capacità di attivare il meno possibile dei programmi speciali, perché hai molte più risorse fisiologiche. Quindi non è che uno ti dice respirati l'amianto, anche perché ci sono diversi tipi di problemi, nel senso che io semplicemente sto dicendo che non può generare il mesotelioma per il dove va. Ti intasi magari gli alveoli, come se uno che fuma per 60 anni e ha gli alveoli intasati pieni di catrame, mica è una figata, è chiaro, ma è un altro discorso il dire è questa la causa di un processo organizzato, ordinato, che ha un senso biologico e che non può che essere agito dal sistema vivente e non da una molecola esterna. Non so se è chiaro il discorso. Ragioniamo sempre in termini di risposta, no? Cioè, come quando facevo l'esempio della radiazione. Io posso avere un dissesto causato da una tossina, da una radiazione, eccetera. Poi il corpo, mi spengo la sigaretta sulla mano, ho un dissesto e questo è un danno locale. Ecco, l'amianto magari se te ne respiri un sacco ti farà dei danni locali, ma un'altra cosa è il tumore, perché guardate che nella nostra coscienza collettiva la parola cancro significa qualcosa di terribile. Invece basterebbe chiamarla un'altra cosa, in un altro modo anche, no? Vedi, guarda che c'è un processo di risposta biologica che in un certo tipo di tessuti è in fase attiva, quindi per far fronte immediatamente al problema, oppure di cicatrizzazione in altri. E cambia tutto. Anziché usare la parola tu mori, tu. Però ecco, non è perché è per un atto di fede,
è roba oggettiva. Io dico sempre conoscere. Qua non c'è scritto se credi puoi scegliere, qui c'è scritto se conosci. Questa parola non è a caso, o sbaglio. Io non l'avevo ancora visto, non è che però bisogna spendere delle energie del nostro tempo quotidianamente per conoscere e formarsi in maniera autonoma. Cosa vuol dire? Non abbiamo gli strumenti per conoscere tutto, abbiamo bisogno anche di guide e di mentori, eccetera, ma con quell'atteggiamento cercante, con quell'atteggiamento critico, quell'atteggiamento che è pronto a mettere in discussione, quell'atteggiamento che intanto c'ha la bussola, cioè la vita è lì, è questa la direzione. E dentro questo atteggiamento tutto quello che risuona con questa cosa, tutto quello che è in conformità di questo sentimento, è qualcosa che merita di essere ascoltato, verificato, indagato e analizzato e metabolizzato. Lo so che non è facile, ma non c'è la ricetta. Quindi dimmi cosa devo fare, ma non c'è il protocollo. Una cosa forse che oggettiva posso dire è studiate le leggi biologiche, perché è come veramente levare delle fette di prosciutto dagli occhi grandi come una locomotiva, insomma, questo sì. Per tornare ad essere noi responsabili.